Pallonate, si sente? Ma perfetto, dai, guarda, dice qua, adesso diciamo. Eccoci in diretta, oggi è la domenica per il grande futsal Veneto, si assegnano i primi trofei, le Supercoppa in campo, ci sono i ragazzi del Montello 2020 e i giovani terribili della Mestre Fenice Next Generation che tra poco si contenderanno i primi punti in palio del triangolare a cui poi si aggiungerà anche l'Arzignano. Eccoli qua con le immagini di Futsal Veneto TV, la vostra voce che vi accompagnerà in queste sfide, la voce del vostro amico Test. Chiamo qua i tre allenatori, fate attenzione a Gabriele, Alessandro e anche mister Sebastiano Luciano, i tre tecnici che io resto in mezzo, poi vedete voi, tu sei un po' più di destra, loro più di sinistra, vabbè dai, ma la politica qua non c'entra niente. I primi due a contendersi i primi punti saranno qui a mio fianco Alessandro Donisi e Gabriele Landi. Tu invece subentrerai dopo come terzo incomodo, una formula così particolare. Partiamo subito però direi da Gabriele. Anche tu terzo incomodo, ma perché? Perché hai vinto la Coppa l'anno scorso, quella grande Coppa, grande finale con questi ragazzini terribili. No, a parte gli scherzi Gabriele, finalmente si comincia, la prima squadra ha cominciato ieri anche bene. Quali sono le sensazioni per questo inizio e per questo primo triangolare che avete comunque in palio già un trofeo? Ma diciamo che sicuramente è bello essere qua e come ti dicevo fatalità l'anno scorso che dopo è andata divinamente, per noi è sempre bello esserci ed è sempre bello cercare di competere. Per noi rimane comunque sempre un percorso formativo, come ti ho detto l'anno scorso non è che veniamo qua a fare la comparsa, cerchiamo di fare il nostro meglio e dopo vediamo come va. Sarà il campo a dire come andrà. Beh, visto che ci sono due terzi incomodi, il terzo è lui, perché tu l'anno scorso non c'eri alle finali di Coppa, non eri al Montello, quest'anno segui il Montello, un Montello che arriva qui perché ha vinto il campionato di un punto con loro, però ha qualcosa insomma da rifarsi anche dopo la sfida di Coppa, perché siete stati battuti proprio, anzi sono stati, non c'eri tu, ai quarti finali. Alessandro, cosa aspettarsi da questo triangolare di Coppa qui al Palatese? Ma innanzitutto sarà secondo me un bel triangolare perché si affrontano tre squadre forti, tre squadre che hanno doti tecniche per poter vincere. È una formula strana, secondo me la deciderà molto l'episodio, il dettaglio, l'arbitraggio, la situazione. Noi veniamo qua come loro per fare bene, come tutte e tre le squadre non siamo qua per partecipare, ne vince solo una, cerchiamo di fare bella figura. La squadra come sta e come si è preparata, e poi c'è da pensare che comunque tra qualche giorno si parte col campionato? No, ci siamo preparati bene, le 4 amichevoli che abbiamo fatto sono state assolutamente confortanti, poi ovvio che erano amichevoli senza punti in palio, la palla non pesava, adesso cambiano tante cose, però sai, abbiamo lavorato questo mese per conoscerci meglio e cercare di trovare le soluzioni giuste. Ovvio che dopo 20 giorni nessuna squadra è pronta e quindi vediamo oggi a che punto siamo. Adesso voi andate in spogliatoio con i ragazzi, però Gabriele, aspetta, mi metto un attimo qua, ragazzini terribili, due sono azzurri, Zanotto, Guariento, insomma conferma il grande lavoro e non sono qua io il primo a dirlo, nemmeno sarò l'ultimo, di quello che è la Mestre Fenice. Ma guarda, è sempre una grande soddisfazione e adesso vanno a giocarsi la possibilità di giocare un europeo e come è stato con Barnaba Bui e con Samuele Yagubian all'europeo precedente è una grande soddisfazione, come mi piace sottolineare sempre è un risultato ottimo per loro, è un risultato bellissimo per tutti quelli che ci hanno lavorato nel tempo, nel senso che lo stesso Guariento comunque viene da un percorso fatto a Pressana e non dobbiamo prenderci i meriti totali della formazione su di lui. Chiaramente in questo anno che è stato con noi sicuramente ha avuto la possibilità di confrontarsi con una realtà diversa e di affrontare sfide molto importanti che l'hanno portato
lavorando, perché poi sono sempre loro i protagonisti, a giocarsi questa bella opportunità da sotto età anche, tra l'altro lui. Ragazzi, in bocca al lupo, un bel 5 tra di voi. Grazie. E adesso, visto che l'ho tenuto qua, salutate anche il mister, che poverino è stato qua impassibile ad aspettare il microfono anche lui. A parte gli scherzi, insomma, sei anche padrone di casa. Sebastiano Luciano, il tecnico dell'Arzignano, che al momento tutto ok nell'organizzazione, no, a parte gli scherzi, insomma, questo è il tempio, è uno dei tempi del futsal veneto, quante grandi emozioni, ed è bello ripartire con una coppa in palio, una Supercoppa, tra l'altro anche tu partecipi nella costruzione della vittoria del campionato dello scorso anno. Cosa vi aspettate e soprattutto cosa volete, visto che giocate anche qui in casa vostra? Noi non partecipiamo ma competiamo in questa appunto competizione, quindi cercheremo di dare anche noi il massimo, perché abbiamo lavorato in questo mese in maniera corretta e abbiamo fatto quello che insomma dovevamo fare per essere pronti, diciamo, per questa competizione. Ovvio che affrontiamo due squadre veramente forti, allestite bene, i giovani terribili del Mister Landi li abbiamo già affrontati e purtroppo in maniera anche insomma non così soddisfacente per noi, visto che come è andata, però sì, sappiamo cosa affrontiamo e siamo qui per vivere questa competizione a testa alta e per dare il massimo dello spettacolo a questo pubblico che lo merita, e a questo palazzetto e soprattutto a questa maglia e soprattutto all'Arzignano Grifo che lo merita, tutto lo merita. Adesso sarai comodo seduto in tribuna a guardarti la partita. Ricordiamo che questo triangolare, appunto, sono tre sfide, dureranno mezz'ora. In caso, chi vince prende i 3 punti, se in caso di parità si andrà ai calci di rigore, 2 punti per chi vince i calci di rigore, 1 per chi perde la partita di calci di rigore. Tanto i mister sia Alessandro che Gabriele non ti sentono. Che pronostico ti senti di dare ai nostri radioascoltatori, frequentatori di YouTube, no radio, Montello Fenice? Chi ha qualcosa in più magari per mettersi già in tasca i primi 3 punti di questo torneo, e cosa ti dà fastidio di entrambe le squadre che poi dovrai lavorare con i tuoi ragazzi per affrontarli al meglio più tardi? Io appunto i giovani, quindi credo che loro abbiano qualcosa in più, ma più che altro per la dinamicità, la velocità e poi le qualità tecniche indiscutibili di tanti di loro, che hanno già dimostrato di avere delle doti di categorie superiori. Per quanto riguarda invece il Montello, squadra esperta, tatticamente messa bene in campo, quindi parliamo di 2 squadre diverse ma di alto livello entrambe, quindi questo. Allora, non ha risposto, ma sarà un pareggio nella prima partita, si deciderà ai calci di rigore. E invece, parlando del tuo Arzignano, come ci arrivate? Contento della rosa a disposizione e soprattutto contento per averli tutti? C'è qualche problemino? Com'è l'Arzignano di Mister Luciano? L'Arzignano arriva in maniera corretta, giusta, cioè, diciamo che la rosa è molto buona, sono molto soddisfatto di come è stata allestita dalla società, e abbiamo lavorato bene in questo mese. Ovvio che siamo ancora su una fase di preparazione, quindi questa è l'ultima delle fasi in cui poi dovremo dare qualcosa in più in campionato, però sono soddisfatto dei ragazzi e di quello che stiamo facendo, sebbene appunto le amichevoli contino, ma fino a un certo punto, quelle abbiamo fatto finora. Finalmente invece oggi si comincia a far sul serio, si comincia a parlare di calcio a 5 ufficiale, si va in campo per qualcosa, si va in campo per conquistare una Supercoppa. L'Arzignano ci arriva dopo aver vinto con grande autorità il girone A di C2 lo scorso anno, il Montello ci arriva dopo aver vinto il girone B, un punto proprio sulla Mestre Fenice, che invece a sua volta è qui perché ha battuto l'Arzignano nella finalissima di Tombolo 1-0, nella finalissima di Coppa il 6-7 gennaio scorso in
insomma, quando c'era chi a casa scartava l'uovo della Befana, anzi no, l'uovo è di Pasqua, dai, ecco, la calza, sono già partito per la tangente. E questi le prime tre partite di questa giornata, fra poco ci sarà Montello Fenice, poi voi giocherete alle 15 contro la perdente, poi alle 16 contro la vincente, e poi però la giornata continuerà perché alle 18 c'è la finale della Supercoppa di Serie D tra Futsal Trissino dell'amico David Tres e il Pressana, che tanto è amico del Palatese dell'Arzignano, e poi in chiusura alle 20:30 il Super Derby di C1, ex C1 tra Marco Polo e Jesolo. Visto che in C1 ci arrivate voi, aver perso due squadre come Marco Polo e Jesolo per la prossima C1 non è neanche una brutta cosa, no? No, assolutamente. Bene così, meglio così, però comunque è un campionato, sarà un campionato veramente molto difficile e complesso, che ci sono delle squadre che sono veramente attrezzate. Con questo nuovo regolamento in cui non c'è più l'under in campo obbligatorio, ha fatto in modo di far sì che le squadre si rinforzassero ancora di più, e quindi sarà un bel campionato di C1. Mi hanno fatto il gesto del coiffeur, devo tagliare, non taglio i capelli, non taglio la barba. In bocca al lupo mister Luciano. Allora tra poco qui live sulla pagina YouTube LND FIGC del Veneto la prima sfida, e poi a seguire la super giornata delle finali di Supercoppa. A dopo.
Palatezze, la domenica delle finali di Supercoppa, il vostro Stefano Testoni con le immagini di Futsal Veneto TV, con Michele Di Giambattista alla regia, Andrea Di Giambattista e Sam alla camera per raccontarvi queste sfide. Saranno ben 5 le partite, iniziamo con il triangolare della Supercoppa di C2, 3 squadre che però tra qualche giorno, tra qualche settimana si affronteranno anche nel massimo torneo regionale della C1. Le prime a scendere in campo, le vedete inquadrate lì nel tunnel degli spogliatoi del Palatezze, sono i ragazzi terribili della Mestre Fenice Next Generation in maglia nera, e poi il Futsal Montello 2020 invece in completo azzurro. Poi a seguire alle 15 e alle 16 entrerà in gioco anche l'Arzignano, padrone di casa, vittorioso lo scorso anno nel girone A di Serie C2. Nella prima sfida affronterà la perdente di questa partita, poi invece troverà la vincente. Tutto è pronto allora per entrare con le squadre, con davanti i direttori di gara che entrano in questo momento in campo. I direttori di gara saranno il signor Nicolai Bozzolan della sezione di Verona, Mattia Baccaglini di Rovigo e Nicolò Zampaolo di Chioggia. Sono i 3 arbitri che si contenderanno queste sfide, queste 3 sfide, 30 minuti continuativi per ogni partita, 3 punti per la squadra che vincerà nei 30 minuti continuativi. Invece in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore, 2 punti per la squadra vincente e 1 punto invece per quella che perderà dal tiro del dischetto. Qui invece con le immagini di Andrea Di Giambattista che piano piano ci fa vedere le squadre. Questo era il Montello con capitan Francesco Coppe pronto a scambiarsi gagliardetto con il collega Federico Franzoi del Mestre Fenice Next Generation, Mestre Fenice Next Generation che brinda la chiamata azzurra di Alessandro Guariento e del portiere Tommaso Zanotto, che saranno protagonisti del pre-raduno della nazionale Under 21 che poi in Moldava andrà a giocarsi le chance europee. Niente gagliardetti ma del buon vino per i giovani della Mestre Fenice. Chissà se tutti hanno già superato anche i 18 anni, visto che la squadra è davvero giovane. Nel caso Sam, se non avessero 18 anni, chiediamo per noi le bottiglie del Montello, che sicuramente sarà dell'ottimo prosecco di Valdobbiadene. Il 5 tra le squadre, tra poco pronti con la regia. Qui intanto Gabriele Landi, tecnico della Mestre Fenice, che va a salutare i ragazzi del Montello. Dalla parte opposta c'è invece la novità sulla panchina che risponde al nome di Alessandro Donisi. 2 squadre che si sono già affrontate molte volte lo scorso anno, ben 3 sfide, poi andremo a raccontarvi anche i precedenti. Regia, andiamo intanto con i quintetti, partendo da quello del Montello. Tra i pali c'è Robazza, Franvion, Nicolati, Leandrigno e Bertoni in campo, a disposizione in panca Fantin, Bastos, Zoppas, Coppe, Mion, Panziera e Fantini. Mestre Fenice invece tra i pali Zanotto, Geremia Bui, anzi Barnaba Bui, Franceschini, Schiavinato e Ruzzene in campo, a disposizione Badresca, Pureo, Palma, i fratelli Guariento, Franzoi e Bergamo. È Barnaba Bui quello con la maglia numero 10. Montello che darà via il calcio d'inizio con Edgar Bertoni, maglia numero 15, pronto a servire palla a Leandrigno. Bertoni che qui contro l'Arzignano Grifo ha vissuto grandi serate quando vestiva la maglia della Luparense prima e poi anche della Marca Futsal. Primo possesso palla dunque di questa prima sfida del triangolare, con la palla che sfila verso il fondo Zanotto, portierone grande protagonista nelle finali di Coppa dello scorso anno, una
Supercoppa che iniziò proprio con la vittoria per 2-0 ai quarti di finale della Mestra Fenice contro il Montello, in una sfida subito secca tra due squadre poi che sono affrontate in campionato, entrambe vittoriose tra le mura amica, ma poi a festeggiare il successo fu il Montello di Leandrigno, che ora è stato fermato in fallo laterale proprio da Barnaba Bui. Il fratello, anche lui convocato con la nazionale, è approdato alla corte della Came Treviso, non c'è il fallo, può ripartire allora la Mestra Fenice, un errore in disimpegno per fortuna dei mestrini, il pallone di Epp arrivato in estate dall'Olimpia Verona è terminato in fallo laterale. Ringraziamo intanto anche i dirigenti Federica Rimontello e Mario per la Mestra Fenice per averci fornito tutte le info necessarie per raccontarvi questa prima sfida. Vi ricordo che la perdente scenderà nuovamente in campo alle 15 per affrontare l'Arzignano, padrone di casa, poi impegnato anche alle 16 contro la vincente di questa prima sfida. Bertoni intanto lo scambio con Leandrigno, fa girare palla, Epp prolunga avanti per Leandrigno, è bravo Bui ad alleggerire in fallo laterale. Si era fatto vedere Jordi Nicolato in prestito al Montello dal Futsal Giorgione sulla corsia di destra, non visto i compagni. Epp Bertoni, eccolo qua Nicolati, palla per Leandrigno, alza la pressione la Mestra Fenice, soltanto 30 minuti di gioco per tempo, dunque bisogna dare il massimo. Certo che la squadra che invece perderà questa sfida dovrà poi subito tornare sul rettangolo di gioco, riordinare subito le idee. Con il 15 ci prova il tiro e gol, il vantaggio di Christian Ruzzene, la firma del numero 15 mestrino che al terzo minuto si incunea dentro tra la difesa del Montello, lo rivediamo subito nel replay. Grande giocata a deludere l'intervento difensivo di Epp e di Bertoni, quello di Christian Ruzzene, che ha messo dentro il pallone dell'1-0. Dunque in discesa inizia la sfida del Mestra Fenice, che cerca proprio ancora con Ruzzene di ripartire, palla che termina però in fallo laterale con mister Donisi alle spalle del signor Bozzolan di Verona. Mani conserte, braccia conserte, cerca di rivitalizzare i suoi ragazzi, ma recupera palla con Schiavinato, palla ora che carambola tra le mani di Zanotto. A sinistra per Schiavinato, palla lunga per Ruzzene, bravo Leandrigno a capire tutto quanto, a scippare il pallone. Leandrigno può ripartire la Mestra Fenice con Franceschini, va via Franceschini sull'auto laterale, il pallone però è uscito con l'ultimo tocco di Leandrigno, quindi rimessa laterale per la squadra veneziana, già battuta palla per Ruzzene. Lo scambio ancora per Ruzzene, bravo Epp, qui di esperienza, di forza ad uscire, palla destra per Bertoni che cerca di darlo ancora a Epp. Ruzzene in scivolata toglie il pallone agli avversari, ancora Ruzzene fermato da Leandrigno. Allora un possibile un nuovo controbraccio con Leandrigno che va sul fondo, ottima la scivolata pulita di Franceschini. Schiavinato fermato ancora da Leandrigno, c'è però il fallo, c'è stata la spinta secondo il direttore di gara, che chiede ad Epp e Leandrigno di allontanarsi. Una partita iniziata subito a ritmi altissimi e sono passati soltanto 4 minuti e mezzo con la Mestra Fenice avanti 1-0 con una punizione, la prima a proprio favore. Franceschini di spalle alla nostra telecamera con il numero 2, si fa vedere però anche la conclusione con Barnaba Bui sullo schema giocato assieme a Franceschini. Ancora Barnaba Bui, bravo a servire Franzoi che cade a terra senza fallo. Qualche timida protesta anche del capitano mestrino.
Maestra Fenice che ritrova Mattia Baldresca, tornato dal prestito dello Jesolo, e poi abbraccia Filippo Guariento, fratello di Alessandro, anche lui cresciuto tra le file dell'Atletico Pressana, che alle 18, attenzione, qui recupera palla Franceschini, Franceschini ancora vince il contrasto con Nicolati, ancora Maestra Fenice, la formazione di Mister Landi, va alla conclusione, il tiro è alto, non c'è deviazione. Stavo dicendo appunto che il Pressana alle 18 sfiderà il Futsal Trissino nella sfida vicentino-veronese per la Supercoppa di Serie D. Attenzione però al Montello, si destreggia bene ma chiude molto bene Franzoi, che poi spara lontano in fallo laterale senza riuscire a servire Bui. Resta allora in pressione d'attacco il Montello, che ha inserito in campo il capitano Francesco Coppe. Lo scambio con Epp, Coppe, l'imbucata cercata per il numero 7 Nicolati, non va a buon fine, intanto anche Landi fa ruotare i ragazzi a disposizione mandando dentro proprio l'ultimo arrivato Filippo Guariento, il giovane maglia numero 6 ex Pressana. Non si è ancora visto il fratello Alessandro, che assieme a Zanotto parteciperà al raduno della nazionale Under 21. Qua una spinta di Coppe senza fallo, e Montello che può ritornare in possesso palla proprio con il capitano servito da Epp della corsia laterale. È entrato intanto anche Bastos, arrivato dall'Atletico Conegliano in estata. Qualche cambio per il Montello rispetto alla passata stagione per rinforzare una rosa già molto competitiva, che potrà dire la sua. Intanto qui Zanotto a dire di no a Leandrigno potrà dire sicuramente e dirà la sua nel prossimo torneo di C1. Tra i pali anche le novità in prestito dell'altra marca di Enrico Robazza. Corner battuto con il tiro, prima intenzione di Epp, un raso terra che termina però abbondantemente fuori, e Zanotto con tutta calma può far ripartire il gioco dei suoi. Lo scambio con Guariento, ancora Guariento, Zanotto non può toccare il pallone, lo fa sfilare all'indirizzo di capitano Franzoi, che alza il pollice per l'idea del compagno, non però riesce a tenerlo in campo, e Coppe potrà far ripartire il gioco per la squadra trevigiana. Epp, Bastos, Coppe, ancora lo scambio cercato ora con Leandrigno, va sul fondo, palla in mezzo, il palo praticamente a porta vuota di Bastos, grande occasione per il pari del Montello che resta ancora lì, e poi super Zanotto ci fa vedere di che pasta è fatto. Lo rivediamo nel replay. Qui intanto, anzi, questo era il replay del palo di Bastos. Come non potersi innamorare del numero 12 Tommaso Zanotto. Eccola qua la super parata. Ancora Montello, questa volta non va a buon fine il tiro di Coppe, palla lunga di Zanotto per l'autore del gol Ruzzene, che sta decidendo la sfida grazie al sigillo del terzo minuto. Ci sono passati altri 5 con il palo di Bastos e l'emozione per la prima grande parata di Zanotto. Rimpallo che premia grazie della Maestra Fenice, e cambio con Mister Landi che mette dentro anche Alessandro Guariento. Sarà felice il papà in tribuna nel vedere entrambi i figli concorrere per questa prima partita della triangolare della Supercoppa di C2, con il Montello che deve cercare di pareggiare i conti. Errore qui, Guariento, il recupero palla sulla sinistra per il raddoppio di Alessandro Guariento, che come Remida tocca il pallone e lo fa diventare subito oro per il raddoppio della Maestra Fenice. Un'azione da manuale quella dei giovani veneziani. Recuperano palla, 3 tocchi, lo abbiamo visto nel replay, e poi palla comoda per Alessandro Guariento che segna il più classico dei gol del futsal, quello sul secondo palo. Montello che deve assolutamente accelerare, perché non ci sarà il secondo tempo per cercare di riaprire una partita che ha visto la formazione trevigiana di Mister Donisi colpire anche il palo del possibile 1-1.
Epp intanto giro palla verso Coppe, si muove Bastos, Coppe sulla linea di metà campo, va a cercare lo spazio per calciare, palla dietro di suola per Epp, lo scambio con Leandrigno che va a puntare il capitano del Mestre Fenice Franzoi. Leandrigno ancora per Epp sulla destra, Epp va a cercare il tiro, raso terra con Zanotto che respinge, la palla arriva direttamente dalle parti di Robazza che muove per Epp. Rivediamo intanto la parata, l'abbiamo rivista con il replay di Futsal Veneto TV. Qui ancora Mestre Fenice che cerca di portare via il pallone in possesso ancora del Montello con Capitan Coppe che piano piano sfila davanti la panchina avversaria. Il tiro ancora raso terra, ancora respinto da Zanotto che non ha alcuna intenzione di farsi superare dai tiri trevigiani. Montello che continua in possesso palla, qui è bravo Alberto Puleo poi a mettere in fallo laterale Montello, la palla sfila dietro da Robazza che apre comodo a destra per Epp, l'esperto numero 2 del Montello, chiama in causa il capitano Francesco Coppe che va a puntare il collega con la fascia Franzoi. Epp, non c'è il movimento, non può dare palla, non poteva dare palla anche secondo me, non so, forse c'era stato un tocco, una deviazione, le proteste del tecnico anche Landi, mi ero perso, ma non mi sembrava che si potesse andare perché tutto era partito mi pare da quel fallo laterale, ma si continua a giocare con il Montello che nonostante il possibile errore continua ad aver possesso palle, continua comunque a dover inseguire quando mancano 18 minuti al termine di regolamentare. Attenzione, palle per Leandrigno, la giocata, Zanotto si riprende il pallone, fa partire comodo Puleo sulla corsia di sinistra e chiama in causa Guariento, il più giovane Filippo Guariento, bravo a superare Epp, non però riesce a superare Bastos, dunque laterale per la formazione veneziana che ieri ha applaudito la squadra di mister Vecchiato e Mastro Giovanni per l'esordio vincente in Coppa Divisione, una Coppa Divisione che quest'anno sarà giocata da tutti. Il numero 3 Puleo viene invitato ad accelerare il recupero del pallone terminato fuori dal campo. Puleo schiavinato, intanto tornato in campo Alessandro Guariento, l'errore a favorire il neoentrato Panziera, poi recupera bene la difesa della Mestre Fenice e può ripartire con Schiavinato sulla corsia laterale di sinistra. Schiavinato, è pulito l'intervento di Bastos in fallo laterale, proprio Schiavinato a battere questo lato dietro per Puleo. Movimento palla ancora verso Schiavinato che si gira, viene però fermato da una tripla marcatura, può ripartire con Panziera il Montello, l'imbucata sottosuola con il tunnel, ma Puleo corre veloce, Coppe si riprende il pallone, Coppe, Panziera dalla parte opposta per Bertoni che riapre la partita con il gol al 14° minuto. C'era intanto anche un fallo cumulativo per la Mestre Fenice e l'esperienza di Edgar Roccia Bertoni, maglia numero 15 del Montello. Rivediamo nel replay, bravo qui Panziera, stava per scivolare a mettere il pallone sul secondo palo dove Bertoni da cecchino mette alle spalle di Zanotto per l'1-2 del Montello che riapre la sfida con 15 minuti abbondanti ancora da giocare, dunque non mancheranno ulteriori emozioni in questo primo match di triangolare. Palla intanto per Capitan Franzoi, fermato da Nicolati che ci mette prima il corpo e poi anche la punta del piede, richiamato in panca a rifiatare il capitano della Mestre Fenice. Rientra Franceschini, proprio il 2 Mestrino riceve il pallone, lo fa sfilare avanti per Schiavinato, lo scambio con Guariento, Puleo, Guariento
ora il pressing forsennato del Montello induce l'errore la squadra mestrina. Montello con Panziera, autore dell'assist proprio per Bertoni, colui che ha riaperto il match. A sinistra per Nicolati, Jordi Nicolati contro Guariento. Jordi Nicolati si accentra, non scarica nessuno, tiene ancora il pallone sotto la sua suola, mette in mezzo un pallone, bravissimo Schiavinato a fermare tutto quanto con il tacco. Palla per Franceschini, spinto anche da Bertoni ma senza fallo. Puleo, giro palla cercato per Guariento, non si intendono i due, manca la geometria del giusto passaggio. Qui intanto Gabriele Landi in piedi a dare indicazione ai suoi ragazzi, ha richiamato Ruzzene pronto a rientrare in campo, mentre il Montello attacca dalla corsia di sinistra con il capitano Coppa che scarica da parte opposta per Bertoni che cerca l'imbucata per Panziera. Il pallone sfila, sarà rimessa dal fondo per la squadra della nuova generazione griffata Mestre Fenice, società che lo scorso anno ha completato un grande percorso con questi ragazzi, portando la vittoria in Coppa e la promozione in C1. Attenzione, bello il pallone con il rimpallo vinto da Riccardo Franceschini, non c'è deviazione, e con la prima squadra che ha chiuso la stagione nel match dei playoff con la CDM, la squadra ligure della CDM. Mestre Fenice, prima squadra che cercherà ancora in A2 Elite di riproporsi tra le candidate serie per il salto di categoria. Qui intanto però sono i giovani a giocare con la palla indietro di Bui, fallo intanto di Jordi Nicolati che atterra Riccardo Franceschini. Il signor Bozzolan di Verona intima al 7 del Montello di giocare con calma. Punizione, la seconda per la Mestre Fenice. Il fischio conta il direttore di gara, la conclusione il sinistro direttamente tra le mani di Robazza. Il sinistro era di Barnaba Bui, il fratello Geremia, abbiamo detto che in apertura è approdato alla Came Treviso, affronterà il campionato di A1 e assieme a Zanotto e Alessandro Guariento anche il cammino che porta agli europei di categoria under. Recupera Leandrigno, quasi all'altezza della linea di metacampo, fa sfilare dietro il pallone per Epp che vuole il movimento dei compagni. Epp, Leandrigno, ancora lo scambio tra i due italo-brasiliani, poi a destra per Panziera. Leandrigno arretra, si accentra, viene spinto senza il fallo, ancora una questa volta di Schiavinato ai danni di Bertoni. Bertoni non le manda certo a dire al giovane collega calciatore, con il Montello che ci prova ancora. Bertoni si accentra, qui il fallo di Schiavinato ravvisato dal direttore di gara, con Bertoni che si prende il pallone per andare a battere la seconda punizione per la formazione allenata da mister Donisi. Ci sono Epp e Bertoni sul punto di battuta, vedremo se sarà una conclusione diretta in porta, di sicuro ve la racconteremo con le immagini di Futsal Veneto TV che trasmette live sul canale LND del Veneto di YouTube. Il fischio, Bertoni lascia l'incombenza della conclusione ad Epp, uno schema, Leandrigno, palla per Panziera, ancora un raso terra sul primo palo, protegge bene la propria porta Zanotto, palla che esce. Laterale Montello, pronto Leandrigno a rimettere in modalità on il gioco, palla per Epp, a destra si fa vedere, riceve Bertoni che cambia subito il lato per il compagno di squadra numero 10 Leandrigno. Leandrigno va verso il fondo, mette in mezzo un pallone, viene però fermato a Ruzzene che fa ripartire il numero 10 Bui, deve fermarsi Bui, è bravo però a dar palla a Ruzzene che la scambia con Franceschini. Schiavinato, Famelina ora la Mestre Fenice, mentre il Montello cerca di pressare, non riesce ad andare via, c'è il fallo, il terzo fallo, atterrato il numero 23 Panziera che ora esce dal campo. Al suo posto fa il debutto quest'oggi con la maglia numero 8 Felipe Fantin. Qui intanto c'è
il fallo con tanto di cartellino giallo combinato al numero 2 del Montello Epp. Terza punizione, partita spigolosa, quando sul cronometro che vedete in sovraimpressione scocca il minuto numero 20. Intanto vediamo nel replay le punizioni di prima con la risposta di Zanotto. Giallo per Epp, primo a fine sul taccuino dei cattivi di questo triangolare di coppa, in un Palatezza che si sta via via riempiendo. Very good. Punizione, Mestre Fenice, la rincorsa, il tiro, Bertoni respinge il tiro del numero 10 Barnaba Bui, ma è ancora Mestre Fenice in zona d'attacco. Quella pressione del Montello che recupera il pallone a metà campo con Bertoni che imbecca subito in avanti Leandrigno braccato, una doppia marcatura, il pallone esce, rimessa laterale per la formazione del Mestre Fenice con Christian Ruzzene, autore del primo gol di questo match, che fa partire Bui, si fa vedere schiavinato Bui atterrato dal numero 8 Felipe Fantin. Cartellino giallo per Fantin, qualcuno della tribuna reclamava un cartellino rosso. Fantin è il giocatore ammonito in questo frangente, mentre la situazione falli inizia a farsi seria. Vedete che in grafica il cartellino giallo a Fantin, questo invece inquadrato è Gabriele Landi che controlla il cronometro. Punizione ancora per la Mestre Fenice, ci avviciniamo alla porta di Robazza, vedremo sarà il destro di Franceschini, vedremo che andrà a colpire Schiavinato e Bui. Il tiro e la giocata e la doppietta personale sullo schema di punizione del numero 15 Christian Ruzzene, uno schema studiato a tavolino per l'1-3 che porta ancora una volta la firma di Christian Ruzzene. Questi sono i tifosi della Mestre Fenice che esultano, eccoli qua, hanno esultato poco fa per il raddoppio che avete, anzi per il tris, il bis personale che avete visto di Christian Ruzzene, che riporta la Mestre Fenice sul +2. 7 minuti ancora da giocare, deve accelerare i tempi il Montello. La giocata di Epp per Coppe che tiene in campo il pallone. Fantin cerca di far scudo al compagno, Coppe per Leandrigno, la giocata per Fantin, il movimento di compagni, poi il tiro, ancora Zanotto sul primo palo ad opporsi. Allora, l'inquadrato, eccolo qui inquadrato, il portiere della Mestre Fenice nazionale italiana Under 21, il corner Epp per Leandrigno, costretto a indietreggiare, c'è il fallo, sì no c'è il fallo, il quarto fallo anche della Mestre Fenice. Situazione pari quella di falli, qui aveva rischiato Leandrigno nel colpire poi il pallone con la mano, se il direttore di gara avesse fischiato contro sarebbe stato il quinto fallo. Va via intanto Coppe e viene fermato di potenza da Schiavinato, laterale Montello, con Schiavinato chiamato a retrocedere per dare la giusta regolare distanza in questo fallo laterale battuto per Fantin. L'errore, poi ripartire la Mestre Fenice con Ruzzene tutto solo, Ruzzene voleva l'invito per Bui che non riesce, poi spara lontano Coppe, il capitano del Montello, con la Mestre Fenice che non ha alcuna intenzione di accelerare i ritmi per riprendersi il pallone. Schiavinato lo rigioca ora. Ruzzene, scambio prolungato ora con Bui, anzi Robazza spara via il pallone. 5 minuti
palla per il tiro scavetto, la magia di Barnaba Bui che va a staccare un pezzo di palo mentre Leandrigno rientra come portiere di movimento. Aveva giocato male lì la difesa del Montello, graziata con la delicata conclusione di Barnaba Bui, che però è andata a trovare il bacio al palo e non il 4-1. Coppe per Leandrigno con la maglia bianca di portiere di movimento. Coppe fa sfilare a Bertoni, deve provarle tutte la formazione di mister Donisi quando mancano meno di 5 minuti e la Mestre finisce avanti di 3-1. Tiro dalla distanza, è preparato e sicuro Zanotto nel concede soltanto il corner già battuto dal Montello. Leandrigno, Bertoni, giro palla, difende molto bene la squadra di mister Landi, l'imbucata per Leandrigno, anzi per Epp, era Bertoni, attenzione Ruzzene, il pallone con la porta vuota, anzi il portiere di movimento, chiedo scusa, ed è Epp, non Leandrigno. Mi ha confuso il taglio di capelli simile e anche l'altezza, almeno vista da qui, dei due giocatori. Franceschini sulla finta riparte, Edgar Bertoni mette in fallo laterale, ancora Mestre finisce in possesso in fase d'attacco. Capitan Franzoi alleggerisce dietro per Zanotto che ha 4 secondi per rimettere il pallone dalla parte opposta. Leandrigno caduto a terra, recupera però Jordi Nicolati che poi nel rimpallo fa carambolare fuori il pallone. Dunque lato per la squadra di mister Landi che si avvicina al primo successo di questo triangolare. Qui è bravo Coppe con la forza a recuperare il pallone. Leandrigno sfrutta la disattenzione difensiva di Franzoi, rientra intanto Epp come portiere di movimento. Coppe, il tiro, intanto salutiamo gli oltre 200 spettatori che ci stanno guardando. A seguire poi entrerà in campo l'Arzignano contro la perdente di questa sfida, Bertoni. La prima domenica di futsal iniziato ieri con le sfide ufficiali. Palla lunga con Zanotto che protegge e se la prende anche con un pizzico di fortuna. Che qualità sto ragazzo. Palla lunga con Bertoni che di testa alleggerisce, la recupera però Puleo a calciare con Epp in porta, non trova lo specchio della porta, ma intanto sono trascorsi altri secondi utili per la Mestre Fenice per tenere a galla il suo vantaggio per 3-1. Qui Leandrigno, la giocata di Leandrigno, la palla sul secondo palo, resta lì, c'è il fallo cumulativo, è il quinto fallo Fenice. Al prossimo sarà tiro libero, quinto fallo per la formazione veneziana. Suona la sirena del quinto fallo, suona soltanto qui però live con la cronaca del vostro amico Test. Tanto 1,45 poco meno, la palla era uscita, dunque laterale Mestre Fenice. La giovane formazione mestrina vicina a prendersi i primi 3 punti di questo triangolare, con il Montello invece vicino a dover rimanere in campo per sfidare i padroni di casa dell'Arzignano. Qui intanto la palla carambola sul piede di Capitan Franzoi, dunque Montello che ha la possibilità di riaprire la partita in questo finale di tempo. Epp riceve palla Fantin, anzi no, era Bastos, ancora Bastos, la maglia numero 14, lo scambio con Bertoni, Nicolati, Bertoni, ultimo minuto, Bertoni dalla distanza, il tiro che esce di poco, Zanotto che rinvia, la porta è vuota, Robazza recupera il pallone, potrà giocare meglio Mestre Fenice, palla per Bastos, il tiro, la scivolata prodigiosa del capitano Franzoi a mettere in corner il pallone, un salvataggio che sa quasi da parata quella del capitano mestrino Franzoi. Bertoni
30 secondi più l'eventuale recupero, scivolato a terra secondo il direttore di gara il giocatore del Montello, volevano un fallo quelli della formazione trevigiana. Bertoni la riapre, l'esperienza della caparbietà al 30° minuto, la riapre Bertoni, allora sarà un finale incandescente, vedremo se conosceremo, se riusciremo a capire l'entità del recupero. La riapre Bertoni con la doppietta persona, 1 minuto di recupero, dunque sarà 1 minuto all'arma bianca, quella del Montello, che cercherà di recuperare con il pallone che termina tra le mani di Robazza. Bertoni alza la pressione, però la formazione del Mestre Felice che recupera per qualche istante il pallone, se lo riprende il Montello con Panziera che non può commettere fallo a Mestre Felice. Epp per Bastos, e la risposta di Zanotto che chiude ancora la porta sul primo palo. La rivediamo nel replay, pochi secondi alla fine, ancora Montello, Bertoni, Nicolati sul fondo, Nicolati in mezzo a un pallone, la porta è vuota, Franzoni non la trova, Bertoni recupera il pallone, una ventina di secondi ancora da giocare. Bertoni, Basto, il no del giocatore mestrino Puleo, ultima azione, 7 secondi ancora. Bertoni, Epp, l'imbucata, e finisce qui con la vittoria della prima sfida della Mestre Felice, che supera per 3-2 il Montello. Una partita comunque ricca di emozioni, con i mestrini che avranno il tempo di riposare. Andiamo in campo per le interviste, io intanto mi accingo a vedere ovviamente Ruzzene che ha segnato 2 gol. È sempre bello rivedere qui Edgar Bertoni, un campo che ha regalato grandi emozioni, il Grifo Luparense. Oggi però non è iniziata benissimo, una partita comunque combattuta contro questi ragazzi terribili, non è bastata la tua doppietta, adesso però dovete ricaricare perché c'è subito la sfida con l'Arzignano. Sì, purtroppo non è andata bene, i ragazzi poi hanno dimostrato anche l'anno scorso, quindi ha fatto un campionato praticamente a un punto da noi che abbiamo deciso alla fine. È stata una partita dura, ci abbiamo provato, abbiamo sofferto e non siamo riusciti a vincere. Poi giocare qui ad Arziano è sempre un piacere perché mi fa ricordare tante belle cose, come anche triste perché le ho perso tanto qua. Sì, però sei diventato vecchio anche tu. In bocca al lupo, ci vediamo dopo Edgar, in bocca al lupo, vai pure riposare con la squadra. Gabriele e Cristian, venite qua, protagonisti, vieni qua a destra Cristian. Partiamo ovviamente da chi è stato protagonista in campo, perché sono capaci tutti da stare in panchina e non parlare mai quando si hanno dei ragazzi così forti. No, dai, parti scherzi. Cristian, complimenti, non era facile, però dimostrate ancora una volta che la carta d'identità conta poco in questo sport. Sì, molto contento della prestazione di tutta la squadra, abbiamo fatto un'ottima partita tutti assieme e sono molto contento di aiutare la squadra, anche se sono uno dei più vecchi, però siamo una squadra giovane e cercheremo di giocarcela anche la prossima partita. Lui è uno dei più vecchi e deve... Come è cresciuto, come parla, ma è uno dei più vecchi e deve ancora cominciare a farsi la barba, però, quindi a parte gli scherzi. Adesso, visto la vittoria, avete anche il tempo un po' di riposare, quell'oretta in più insomma rispetto all'Arzignano, e
Arzignano che riporta quella che è stata la sfida dello scorso anno e Arzignano Mestre Fenice in passato. Magari tu eri ancora in fasce, però noi sappiamo cosa significa questa sfida. Che partita ti aspetti qui contro Arzignano, padrone di casa, nel Palatezze? Grandissima partita e noi siamo pronti a giocarcela al meglio, sappiamo che la squadra contro è un'ottima squadra e cercheremo di fare il meglio possibile. Raggiungi i tuoi compagni, complimenti Cristian, in bocca al lupo, ci vediamo più tardi. Gabriele, insomma la prima è andata sudata, ma era normale che fosse così, però Sì, è una Supercoppa, ci mancherebbe altro. è subito grande intensità. Sì, quello sai che per noi deve essere assolutamente una condizione imprescindibile, cioè non possiamo non essere intensi. E dopo comunque si sono viste anche cose interessanti, anche perché considera che comunque ci sono 5 ragazzi che sono in pianta stabile in prima squadra, anche a livello di allenamento, no? Quindi, però hanno fatto bene, comunque vedi che c'è un lavoro di costruzione di questi ragazzi negli anni, come dicevamo prima della partita, che poi li porta a rendere. A volte rendono, a volte non rendono, al momento hanno reso, speriamo che rendano anche dopo, dai. Vediamo poi cosa succederà dopo, però prima c'è Arzignano Montello, un tuo pronostico: il Montello arriva dopo una battaglia, l'Arzignano è più fresco, l'Arzignano ha costruito una squadra, insomma, per dire anche loro, al pari delle altre due squadre, la sua nella prossima C1. Che pronostico possiamo dire, Gabriele? È una partita super aperta, l'Arzignano aveva già bei giocatori, adesso seguendo un po' quello che è successo quest'estate ancora di più. Poi l'Arzignano, lo sai meglio di me, c'è sempre stato lo spirito di arzignanietà, se si può dire così, no? Quindi se giro la testa vedo gente che è cresciuta anche qua, quindi quella cosa là gli aiuterà di sicuro nel tempo ad avere un qualcosa in più. Il Montello sicuramente è una signora squadra, cioè, è una bella partita. Si parlava prima, no, delle sfide che Mari Cristiano le ha sicuramente vissute. Io ricordo una sfida di Coppa Arzignano Mestre, era Arzignano Fenice, allora d'accordo, l'anno scorso la riunione col Mestre, finita i supplementari, espulsioni, insomma. Abbiamo giocato a porte chiuse quella dopo. Guarda, ne parlavo con Carlo Uenu, che adesso è con noi, e appena ci siamo visti quest'estate la prima volta gli dicevo: ma ti ricordi quante battaglie? Però insomma sono bei ricordi anche quelli. Ci vediamo dopo, in bocca al lupo per dopo, complimenti ovviamente a Gabriele Landi, il tecnico della Mestre Fenice, per aver portato in cascina nella propria classifica i primi 3 punti di questo triangolare. Sono le 14:40, alle 15 invece il fischio d'inizio della seconda sfida, c'è l'Arzignano, guarda Matteus, suola per Momi, i ragazzi di Arzignano che si stanno scaldando per quello che sarà la seconda sfida contro il Montello. Vi ricordo che se dopo i 30 minuti effettivi continuativi, se permarrà il pareggio, si disputeranno i calci di rigore, 2 punti per chi li vince, 1 per chi li perde. Stefano Testoni ovviamente intanto grazie per Futsal Veneto TV che vi ha regalato la prima sfida di una lunga giornata, perché continueremo poi alle 18 con Atletico Pressano Futsal Trissino, finale della Supercoppa di Serie D, poi alle 21:30 invece la sfida ex di C1 tra Marco Polo e Futsal Jesolo, 2 squadre che affronteranno la Serie B tra qualche settimana. A dopo allora dal vostro test direttamente live qui da casa mia, dal mio Palatezze.
le immagini dei ragazzi della Fenice in mezzo al pubblico del Palatese, bar affollatissimo, tra poco però in campo invece avremo i padroni di casa dell'Arzignano e il Montello nella seconda sfida di questo triangolare che mette in palio la Supercoppa di Serie C2, con Mestre Fenice che invece si gode lo spettacolo della tribuna dopo aver vinto per 3-2 la prima sfida contro i trevigiani. Queste sono le immagini di Andrea Di Giambattista con la regia di Michele. Sam invece alla telecamera qui al mio fianco, dall'alto al fianco del super test. Lo ha scelto Sam di essere qua vicino a me perché sa che sono bello e che questa maglia trasuda energia. E non solo. Questo invece è il pallone ufficiale. Ciao ragazzi, saluto anche da casa. Mamma mia, che flash! Sembro quasi il signore con la luce dietro che dice: eccolo qua, il super test che vi racconterà questa seconda sfida, poi vi racconterà la terza sfida e poi ancora dalle 18 il live con la finale della Supercoppa di D tra Atletico Pressano e Futsal Trissino e la gran chiusura qui al Palatese da casa mia con il match tra Marco Polo e Jesolo, protagonista dello scorso anno in C1. Vedo i giocatori pronti ad entrare, tra poco li vedrete anche con le immagini dal campo, eccoli qua, pronti con i direttori di gara a dare il via a questa seconda sfida. Posso dare io l'ok a Osvaldo, Michele? Posso darlo io? Osvaldo, ok, possiamo partire. Grandissimo, il mitico Osvaldo, attentissimo. Si può partire allora, ecco le squadre che entrano in campo per questa seconda sfida, mentre là in fondo i dirigenti e i allenatori si sono salutati. Arzignano con la classica maglia biancorossa, capitano Iabre, dalla parte opposta il Montello con la maglia azzurra, il capitano Coppe con le 2 bottiglie di vino da offrire alla squadra avversaria. E adesso invece andremo a vedere tutti quelli che saranno i giocatori protagonisti di questa seconda sfida. Questo è l'Arzignano. Matteus non al meglio, ma è comunque in campo con i compagni di squadra. Formazione biancorossi, 2 portieri Gonele e Biasi in maglia verde, un Arzignano che lo scorso anno ha vinto il girone di Serie C2, questi invece i 2 direttori di gare, e ora il Montello che invece ha vinto per quel punticino in più rispetto alla Mestre Fenice il girone B, e loro si contenderanno i nuovi 3 punti in palio in questa sfida. In caso di rigori 2 saranno i punti assegnati alla squadra che vincerà dal dischetto e 1 invece per la perdente. Si può partire con il fischio del direttore di gara che porterà al saluto del numeroso pubblico del Palatese. Avete sentito in sottofondo il saluto tra Coppe e Iabre, i 2 capitani, con il tifo organizzato bianco-rosso nella curva alla nostra destra. Sfide che ho l'onore di raccontarvi dalla tribuna stampa intitolata all'amico Michele Trolese, che purtroppo ci ha lasciato in modo prematuro 12 anni fa, gli ultimi giorni di agosto di 12 anni fa. Ciao Michele, ciao Trutru, un bacio lassù. Si salutano le squadre, ci sono delle novità importanti nella rosa dell'Arzignano, sono gli stessi 12 invece della prima sfida, quelli che manda in campo Alessandro Donisi, il nuovo tecnico del Montello. Eccolo qua il Montello che va a salutare mister Luciano, il suo braccio destro Stefani, Zangonato, preparatore dei portieri, Fochesato invece eccolo qua Arzignano. E questo invece è il simbolone della città di Arzignano, quel grifo che, come diceva prima Edgar Bartoni, porta grandi ricordi e grandi emozioni con le sfide tra Grifo e Luparense. Ne ha vinte tante, ma come ha detto prima Edgar, ne ha anche perse.
per la nostra gioia ovviamente, perché chi vi parla un po' di Arzignano nel cuore ce lo ha sempre. Gonel, andiamo con i quintetti, Michele, con Robazza, Franvioni, Andrigno, Nicolati e Bertoni, quintetto del Montello, a disposizione Fantini, Bastos, Zoppa, Scoppe, Mion, Panziera e Fantini. Arzignano risponde con Gonella tra i pali, Capitan, no, il quintetto dell'Arzignano adesso, questo è ancora quello del... Eccolo qua il quintetto dell'Arzignano, Gonella tra i pali, Iabri, Zuccon, De Cristoforo e Tumiati in campo, in panca con Cato, Matteus, Negro, Riva, Mangit, Fochesato e Biasi. Arzignano che va a battere il primo calcio d'avvio con Tumiati e parte anche il tempo. Con i biancorossi che vanno a giocare primo possesso palla in zona d'attacco. De Cristoforo per Zuccon, arrivato in estate dopo le 3 stagioni con la maglia del Cosmos 9, dove ha riempito di gol i palazzetti di tutto il Veneto. Voleva un fallo qui, Epp non ha ravvisato, laterale per l'Arzignano. Zuccon cercava un'imbucata per Tumiati, che non arriva. La palla sfila in laterale con Leandrino pronto a rimettere in movimento il pallone per il suo portiere Robazza. Con il 14 è Bastos. Intanto la regia si sta occupando anche del change delle grafiche. Arzignano e Montello, grazie alla regia, con questa formula. Il caos, diciamo, tra una partita e l'altra non è mancato, tra formazioni da ridisegnare, quintetti da preparare. Comunque sempre grande lavoro di Futsal Veneto TV. Zuccon intanto alla distanza, il tiro ribattuto dal 23, Panziera che in contropiede calcia di poco a lato, non ha sfruttato la ghiotta occasione il numero 23 del Montello, che brividi per la porta di Giovanni Gonella. Intanto salutiamo anche il super Stefano Perretto che ci segue da casa e anche tutti gli amici che sono live sul canale YouTube. Iabre sul fondo, Robazza protegge il primo palo e dice di no. Pronto Iabre alla rimessa laterale. Palla dietro per De Cristoforo, tiro strozzato, ancora una deviazione, questa volta invece il pallone termina in corner. Zuccon dietro per De Cristoforo, sinistro che si perde a lato. Epp, Leandrigno. Si muove Panziera, Leandrigno spinto, poi Tumiati in scivolata mette in fallo laterale, già battuto a fretta il Montello che ha perso la prima sfida. Zuccon Iabre, De Cristoforo intanto il movimento palla ancora per Iabre, palla per De Cristoforo che si muove, non riesce però ad indirizzare il pallone per un compagno. Può far ripartire allora Robazza il Montello, palla lunga di Epp per Panziera, troppo lunga e profonda, termina abbondantemente alle spalle di Gonella che può far ripartire il gioco. Un gioco ancora fermo sullo 0-0 di partenza, mentre si lotta a metà campo. Leandrigno la giocata per Panziera, autore di uno degli assist. Leandrigno fermato con il fallo da Iabre, fuori area, 1 metro fuori l'area. Il fallo commesso da Iabre che poi va a chiedere scusa e dare il 5 a Leandrigno. Un fallo forzato, quello del capitano biancorosso, che ora
permette a una punizione pericolosa la squadra del Montello, mentre sorseggiamo dell'ottimo cereale. Rincorsa lunga di Epp, lì vicino ci sono Bastos, Leandrigno, entrambi sfilano al limite dell'area sul secondo palo, sul palo lontano c'è Panziera, sono tra gli uomini in barriera, Iabre, Tumiati e De Cristoforo per Gonella. Pericolo per la porta dei padroni di casa, la rincorsa di Epp, il tiro, una bordata potente e forte ma che termina alta, e Gonella può far ripartire senza fretta la squadra, il gioco di suoi. Zuccon sulla corsia laterale di sinistra, accentra, sposta il pallone sulla destra per De Cristoforo, movimento palla per Capitano Iabre, lo scambio con Zuccon. Tumiati braccato da Epp, il raddoppio di Panziera, lo scarico dietro per Iabre che prolunga bene per Zuccon, ma è bravissimo Leandrigno a prendersi il pallone. Bastos, si rialza Leandrigno, a sinistra c'è Epp libero, Leandrigno però si mette in proprio, la scarica a sinistra per Epp, Bastos, Epp ancora, Bastos, si muove il Montello, difende basso l'Arzignano, recupera ancora il pallone sul disimpegno della difesa biancorossa la squadra di mister Donisi, pronti Negro e Matteus ad entrare in campo, mentre Iabre scarica fuori il pallone, il cambio fuori De Cristoforo, rimessa laterale battuta in modo veloce, poi però l'Arzignano non riesce ad uscire dalla propria area e regala nuovamente il pallone al Montello di Capitan Coppe, che ritorna in campo al posto di Panziera. Proprio Coppe scarica per Epp che vuole ancora tornare il pallone al suo 19. Tumiati, lui l'ultimo a toccare, dunque laterale in favore del Montello. 6 minuti di gioco e pochi secondi. Montello con Leandrigno si accentra, dice di no Zuccon, alla prossima entrerà anche Negro dalla parte opposta. Intanto Bastos lascia posto all'esperto Edgar Bertoni, proprio lui riceve il pallone, il suo primo pallone in questa seconda sfida per la formazione di mister Donisi, che poi nel terzo match sarà in tribuna ad assistere alla partita tra Arzignano e Mestre Fenice. Epp va via, fermato da Tumiati. Matteus lotta, si tiene il pallone sotto la suola, lo scarica dietro per Tumiati che chiama in causa anche Iabre. Zuccon, Iabre, ora il giro palla è dell'Arzignano con la pressione del Montello che si fa più pericolosa. Matteus scarica bene per Zuccon che va da Tumiati che resta a terra, bloccata la palla a terra in modo irregolare da Tumiati. Intanto a rifiatare Iabre, entra Negro, anche lui non al meglio ma comunque mandato in mischia nonostante la giovane età, grande esperienza, lui che è cresciuto nelle giovanili dell'Arzignano, squadra per cui gioca, per cui è tornato a giocare dopo un paio di stagioni in giro per la provincia vicentina. Bertoni, Coppe, ora Leandrigno servito da Epp, bravo nel raddoppio Negro a portargli via il pallone. Gonella fa ripartire il gioco per Matteus, il rischio di Matteus con Gonella che tocca il pallone, non poteva farlo, ha evitato comunque un possibile gol. È una punizione di seconda dal limite pericolosissima per il Montello. Ha posizionato la sfera sulla riga blu dell'area Bertoni, lì vicino c'è Coppe, sul palo lontano Leandrigno defilato invece rispetto al punto di battuta Epp. Vedremo se saprà sfruttare al meglio questa occasione. Ora il Montello, Gonella tra i pali, Bertoni, Coppe, il tiro, altra occasione non sfruttata dai trevigiani che sprecano questa punizione di seconda per il tocco che non doveva esserci di Gonella, che ora rilancia a lungo, però
bravo Coppe a riprendersi il pallone, si rialza dopo essere scivolato davanti la scrivania dei giudici. Bertoni, Epp va via, ma anche il pallone va via oltre la linea blu che delimita il rettangolo del Palatese, e allora sarà rimessa per l'Arzignano mentre rientra Nicolati tra le file del team di mister Donisi. Negro, Gonella spara lontano in fallo laterale sulla pressione di Coppe. Ha iniziato sicuramente in modo migliore la squadra di mister Donisi, nonostante la stanchezza dei primi 30 minuti già giocati contro la giovane Mestre Fenice Next Generation, che ha vinto 3-2 l'incontro disputato alle 14. Epp cerca di andare sul fondo, deviazione di Matteus, corner Montello, con i baby tifosi di sponda biancorossa Arzignano che si portano dietro la porta nella curva della porta difesa da Gonella. Coppe va, anzi era Nicolati, trova lo spazio per calciare, ma trova anche l'opposizione di De Cristoforo. Nicolati servito da Epp, giro palla per Coppe va via sulla corsia laterale, anche lui però si porta il pallone oltre la linea blu, allora potrà ripartire l'Arzignano quando sono passati 10 minuti, parziale ancora bloccato sullo 0-0 di partenza. Matteus, Zuccon, Negro, De Cristoforo, dietro ancora per Zuccon che trova lo spazio per calciare in due tempi. Robazza con un palleggio alza il pallone, poi Bertoni scarica da casa sua. Gonella senza tanti problemi blocca il pallone in due tempi. Intanto entra anche Concato, protagonista nella finale di Coppa vinta dalla Mestre Fenice a gennaio, in negativo perché la sua espulsione costò caro poi all'Arzignano, che perse per 1-0 contro la squadra di mister Landi, che ritroveremo qui sul campo del Palatese alle 16. Montello ancora con Coppe, Nicolati. Vedremo se una delle due squadre saprà sbloccare una partita ancora ancorata allo 0-0 di partenza, mentre sempre più numeroso il pubblico del Palatese. Concato, Negro, Concato, il tiro, Robazza bisticcia un po' con il pallone ma lo riesce comunque a tenere salvo, e poi in disimpegno Nicolati spara lontano dove non c'è nessun compagno, quella qua inquadrata parte della tribuna del Palatese. Ci sono i ragazzi del Corneto, ora c'è anche Paolo con la maglia rosa e Erika, mia moglie, stanno parlando di calcio a 5, non ne capiscono niente entrambi, chissà di cosa stavano parlando, mannaggia la pupazza. Gonella avanza, scarica veloce di testa Gonella, colpito anche in modo involontario dal numero 21 Mion, lo abbiamo visto proprio qua in live, un colpo, c'è sangue per il portiere Gonella. Vediamo che si rialza dalla panchina Tommaso Biasi. Gonella che è ritornato dopo un anno sabbatico in terra australiana per difendere i colori del suo Arzignano. Difficile che possa restare in campo, se è uscito anche del sangue. Si sta preparando Tommaso Biasi mentre scorrono i secondi del cronometro, sono 13 minuti già superati. Qui intanto il direttore di gara che controlla il giovane Biasi, pronto ad entrare in campo, mentre Sergio Stanconato, il preparatore dei portieri biancorosso, corre negli spogliatoi probabilmente per prendere un paio di tamponi da infilare nel naso. Meglio nel naso i tamponi che in altre parti. Questo invece era Donisi. Beh, guarda, ho detto solo che è la verità, cioè, voglio dire. Qua intanto c'è Raffaella che ci ha salutato, tifosissima dell'Arzignano.
il buon Cesari, lo vedete inquadrato da distante che sta asciugando il sangue. Ecco che Zanconato è andato a prendere una pezza umida per pulire il campo, una bella testonata quella rimediata da Gonella. Questo intanto il pubblico. Ma Andrea è già la seconda volta che inquadra mia moglie, non vorrei mai che ci fosse un debole, te la raccomando Andrea, la rompi i maroni dopo casa, te lo dico. Vediamo che Biasi, eccolo qui, toglie la pettorina, se ne sono andati un paio di minuti comunque di pausa forzata per l'infortunio a Giovanni Gonella. Ultima indicazione di Zanconato per Biasi, a colloquio anche con mister Luciano, eccolo che entra con la carica del pubblico biancorosso. Non è facile entrare in partita, eccolo qua Tommaso Biasi. Non è facile entrare in partita così da freddo, ma ha le capacità e le qualità per dimostrare di poter vestire senza problemi la maglia biancorossa. 15 minuti intanto ancora da giocare. Attendiamo il fischio del direttore di gara per riprendere il gioco. Avremo sicuramente 2-3 minuti di recupero, visto la lunga pausa. Si può ripartire. Pollice alto tra i due direttori di gara, si riparte con la formazione del Montello che restituisce il pallone. Primo pallone giocato da Tommaso Biasi, figlio di Luca. Negro per Matteus, di testa, spizza per Tumiati, Coppe protegge il pallone, lo tiene vivo in possesso per la formazione di mister Donisi. Lo scambio con Bertoni, troppo profondo, e qua Biasi esce, si prende il pallone in mano dopo il contrasto senza paura con Mion. Concato, impreciso il passaggio per Tumiati. Montello in possesso con Nicolati che cercava di servire Mion. Il collega di numero Matteus del Carvaglio si prende la sfera, fa ripartire i suoi. Lo scambio Tumiati-Negro, ancora Tumiati dietro per Matteus. Matteus, movimento palla braccato da Nicolati, lungo per Negro, il tocco morbido per Concato che cerca di restituire il pallone a Negro. Bravo Robazza a capire i tempi giusti con cui uscire e prendersi la sfera. A recapitarla comoda per Capitan Coppe che la manda avanti per Nicolati, non riesce però, non va a buon fine lo scambio con Mion. Si perde intanto il pallone qui sotto la nostra postazione. Il signor Bozzolan di Verona lo sistema quasi nella riga blu e dà l'ok per ripartire a Concato che lo fa da dietro verso Negro. Ora Matteus, ancora Matteus, palla avanti per Tumiati, posizione pivot quella di Tumiati che ora trova lo spazio per avanzare ma non quello per scaricare. E ancora possesso Arzignano. Negro si riparte da dietro con Matteus che invita Negro a correre veloce sul corsia laterale. Negro ci mette il piede, poi Robazza bravo a respingere il pallone, a servire Bertoni. Che pericolo quello corso da Mion che ha lasciato lo spazio e il tempo a Negro di andare a calciare il pallone. Bertoni, pronti Zuccone e Iabre a tornare sul terreno di gioco. Panziera, Nicolati, pallone comodo tra le mani di Biasi che gioca facile verso Matteus. Pressione alta ora del Montello che scippa il pallone per qualche istante. Matteus con un pizzico di fortuna può uscire dalla propria area a cercare l'invito per Concato che vince un impallo, ne vince 2, avanza ma poi è bravo Bertoni a proteggere Robazza in uscita. Robazza si prende la sfera, Bertoni carambola vicino a chi regalerà le foto ai giocatori di questa sfida. Mentre rientra Leandrigno proprio al posto di Edgar Bertoni e Nicolati che cercano di andare sul fondo. Conclude un sinistro che però si perde abbondantemente fuori. Allora ancora Biasi dalla sua area di pertinenza a far ripartire il gioco dei biancorossi. Morbido Zuccon per Iabre, non trattiene il pallone Tumiati che indica il suo capitano di giocare con maggior calma. Mancano 11 minuti.
Nicolati per Leandrigno fermato quasi il pallone, poi che carambola tra le mani di Biasi, c'è il fallo di Panziera, anche perché l'altro portiere Marzotto è in tribuna, non sarebbe potuto entrare nel caso fossero stati problemi, fortunatamente non ci sono stati per Biasi. Qui intanto Tumiati è impreciso, Zuccon si era fermato e allora il Montello può tornare in possesso palla a ridosso dell'area biancorossa con Panziera che scarica dietro verso Capitan Coppe, il giro palla a Nicolati sulla sinistra, Nicolati va via vincendo il rimpallo, il pallone in mezzo, ci mette una pezza Biasi e con Cato può ripartire, ma è bravissimo Coppe a riprendersi la sfera, alleggerisce dietro per Robazza che scarica comodo verso Nicolati lo si può sicuramente annotare per il tutore al polso sinistro, proprio il set del Montello sopra linea di metà campo, scodella avanti verso Leandrigno va a puntare Zuccon, non si illude però il numero 10 biancorosso e poi c'è il tocco in fallo laterale di Nicolati mentre Panziera esce dal campo. C'è il direttore di gara che parlano tra di loro. Un fallo per parte, giustamente assegnato il fallo precedente ai danni di Tommaso Biasi, il portiere dell'Arzignano. Qui ancora impreciso l'Arzignano, perde palla con Concato che torna in panca, non brillante il suo debutto quest'oggi, Negro dentro nuovamente al posto del numero 3 biancorosso, Nicolati, l'ex giocatore del Futsal Giorgione in prestito, muove palla per Coppe, fermato in scivolata da Riva, voleva con cartellino il capitano del Montello, cartellino che ci poteva anche stare. Secondo fallo Arzignano, primo intervento falloso della partita di Riva. Ciao Pedro, salutiamo anche Pedrigno, tanti giocatori qui in tribuna ad assistere a questa Supercoppa. Rincorsa lunga di Epp, il tiro sicuro ed è bravo Biasi a proteggere la sua porta. Gli applausi che sentite in sottofondo sono per lui, ma è ancora Montello che riparte quando mancano 8 minuti più l'eventuale recupero. Epp sicuramente più recupero, visto i 2-3 minuti, attenzione a Nicolati che va a calciare deviazioni di Negro, i 2 anche 3 minuti persi per il problema al volto di Gonella, che è tornato in panchina per mostrarci il fisico. Non me ne voglia Carlo il papà, ma il fisico di Giovanni è sicuramente più atletico rispetto a quello dell'amico Carlo. Difficile che possa rientrare in partita, anche se farà di tutto per rimettere la maglia con il numero 12 sulle spalle, ma intanto c'è Tommaso Biasi che ben si sta comportando. Leandrigno, lo scarico per Nicolati, fermato da Negro, rimessa dal fondo, l'ultimo a toccare è stato il 7 del Montello e allora Biasi ad aprire a sinistra per Zuccon che parte dalle retrovie, Riva induce Epp al tocco in fallo laterale, una leggera spinta, voleva il fallo Epp, lo chiataccia il signor Bozzonan di Verona che non si scompone di un millimetro. Gli apre Zuccon intanto, cambio lato verso Negro che torna dietro dal suo capitano, ecco che Giovanni Gonella rimette la maglia, qui arriva, non riesce a tenere in campo la sfera, può ripartire all'ora della propria metà campo con Bastos che serve Epp, il Montello di mister Donisi, 23 minuti ancora 0-0 il punteggio di questa seconda sfida del triangolare di Supercoppa di C2, il tiro di Epp dalla distanza, un tiro però strozzato, rilancio lungo di Biasi per Zuccon, palla che esce dal rettangolo di gioco dell'arena texana
Allora, laterale ancora per il Montello con Bastos che sistema il pallone e rimuove il gioco verso Epp. Leandrigno a dar fastidio nella zona d'area biancorossa, ora si defila davanti la panchina arzignanese, lo scarico dietro per il numero 19 Coppe, ora Epp, un'autostrada per andare a calciare, il servizio a sinistra per Bastos che litiga con il pallone, bravo poi a riprenderselo, poi nel rimpallo con De Cristofaro, il 14 trevigiano alla peggio, rientra intanto Matteus per questi ultimi 5 minuti più recupero di gioco, sempre 0-0, si profila l'avvicinarsi dei calci di rigore, volevano un fallo con trattenuta i componenti della panchina arzignanese, il gioco è fermo, dunque non poteva rimettere in modalità on la rimessa laterale il numero 2 Epp, lo fa in questo momento dietro da Bastos che apre la testa, alza la testa verso destra per Leandrigno. Epp va sul fondo, il movimento dei compagni, il pallone che non è uscito lo fa sfilare fuori Matteus, proprio là dove c'è Gonella con il ghiaccio stampato in pieno volto dopo la testata fortuita con Mion. Qui il rischio, la palla che comunque carambola ancora su Matteus, De Cristofaro per Matteus, l'invito, ancora palla che sfila dietro per De Cristofaro che riparte da Iabre, profondo verso Zuccon, arretra Zuccon, il movimento palla a cercare Iabre che era però avanzato, intanto rientra Bertoni, 4 di gioco ancora, di tempo continuativo per arrivare al 30°, ancora nessuna emozione gol in questa seconda sfida di giornata. Terminata questa sfida tornerà in campo la Mestre Fenice vittoriosa nel primo match contro i padroni di casa dell'Arzignano. Molto dirà per la classifica quello che sarà l'esito di questo match. Bertoni a cercare il movimento di un compagno che non arriva, capisco quanto Iabre fa sfilare bene qui Zuccona, De Cristofaro, il tiro sinistro dalla distanza, dall'altezza del dischetto del tiro libero, lo rivediamo nel replay. Problemini, bravo Michele, devi sistemarli. Leandrigno a puntare Matteus, si prende il corner, anche il replay non ne ha voglia quest'oggi Michele. Bertoni ancora dalla distanza, ancora una deviazione. Montello che vuole vincere, deve vincere per restare in gioco questa sfida, rimette dentro Epp come portiere di movimento, attenzione, sono in 5 e mancano 2 minuti abbondanti più il recupero. Finale intenso di questa seconda sfida, Epp da portiere di movimento, rispetto alla partita di prima hanno cambiato le maglie i due portieri del Montello, prima vestivano in bianco, ora con un blu scuro. Proprio Epp ha cercato la profondità verso Bastos, ci mette una pezza Matteus. Bastos dietro per Coppe, all'altezza del cerchio di centrocampo, a sinistra verso Epp. Non si muovono però i giocatori del Montello, Epp torna indietro il suo capitano Coppe, scarica a destra verso Bertoni che va profondo su Leandrigno dietro per Coppe, prolunga il pallone che viene però fermato da De Cristofaro, il tocco di Donisi a fermare la sfera, a richiamare lì vicino a sé un componente della squadra, Nicolati, la maglia numero 7, ma attenzione al Montello che va profondo, Biasi va a calciare, c'era il fallo, è arrivato con un po' di ritardo, ma perché? Perché il direttore di gara prima ha dato il vantaggio e poi ha visto che il vantaggio non si poteva concretizzare e intanto viene anche ammonito il numero 2 Epp, autore del fallo. Giusto, eccolo qua, intanto il replay del tiro fuori di poco fa di Cristoforo. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco.
punizione non cumulativa, viene resettato. Allora la questione falli, un fallo soltanto commesso dal Montello, 2 per l'Arziano, partita corretta con 0 gol. Mamma che rischio per Coppe, non ne approfitta De Cristoforo, anche lui ingannato dall'errore di Coppe. Qui ci sta probabilmente il fallo di De Cristoforo non ravvisato, tensione ora alta, recupera palla l'Arzignano con Negro che scarica per Zuccon, il tiro è stato gol! Gianluca Zuccon da distanza siderale si alza dal divano e trova l'angolo lontano giusto per il vantaggio in zona Cesarini dell'Arzignano, che rivediamo nel replay. Zuccon avanza da 17 metri e 18 centimetri, 47 piedi, quanti inch, quanti pollici non lo sappiamo, ma quel che conta è che l'Arzignano, per i tifosi biancorossi in zona Cesarini, ha trovato il punto del vantaggio. Quando siamo già entrati nel recupero, Biasi smanaccia fuori il pallone, Leandrigno si accontenta di una rimessa laterale, palla per Bertoni, Biasi, Tommaso, la parata che vale quanto un gol, ancora per Bertoni, il tocco sotto lì, attenzione, caduto a terra Matteus per Zuccon, Zuccon fermato da Coppe, era un tiro passaggio per De Cristoforo. Che rischio, vogliono il time out quelli dell'Arzignano, lo chiama il tecnico Sebastiano Luciano. Che finale appassionante al Palatese, e allora andiamo ad ascoltare mister Luciano. Qua silenzio, qua teniamo palla adesso, non serve attaccare. Io la palla laterale la lascio? Quella di Bertoni che segna. Il laterale si va giù in fondo, sì. L'opposto scende bene, ragazzi. Sì. Non salire troppo. Se Bertoni entra e più Adesso possiamo fare possesso palla, lascia che vengano loro a prenderci, lascia che vengano loro, anche adesso, tenete palla qua. Bertoni? Sì. No, i laterali Bertoni. Quando fanno il quinto cerchiamo di tenerci più bassi, la linea è quella lì del 3 di bianca del basket. Stiamo lì, raga, comando, l'importante è che non passi sta palla. La catena forte, quella mancina, è di là. Quindi l'opposto scende a riempire l'area, ok? L'opposto, questo prende, rientra palla in mezzo. La palla va giù dentro la palla. Sì, qua in mezzo. Siamo uniti lì. Non andiamo fuori, stiamo lì. E giochiamola e facciamo possesso. Le ultime parole avete sentito benissimo, quelle di mister Luciano, giochiamo e facciamo possesso. Un Arzignano avanti 1-0 che però dovrà soffrire ancora, perché il Montello appena recupererà il pallone cercherà di rimettere in campo il quinto di movimento, ma quel che conta al momento è il gol del vantaggio firmato da Zuccon. Il tiro, il pallone che resta lì, la ripartenza in controbraica del Montello con Nicolati fermato da Negro, il pallone che carambola, non c'è alcun tocco e poi Coppe con la spalla mette il pallone in fallo laterale. Non ho visto l'entità del recupero, ne sono già passati 2 minuti e mezzo, se erano 3 c'era da aggiungere comunque quello del time out. Il pallone esce dal campo, scaramucce tra De Cristoforo e Coppe, il direttore di gara va a sincerarsi di tranquillizzare gli animi. Rientra intanto Epp come portiere di movimento con il Montello che avanza, Nicolati a destra per Bertoni, movimento palla dietro ancora per Capitan Coppe, Nicolati, e arriva il fischio che sancisce la fine di questa sfida con il Montello che deve salutare la competizione. L'Arzignano invece che avanza e ci giocherà la finale con la Mestre Fenice con i punti in palio. Andiamo intanto a sentire i protagonisti, ovviamente chiamando Gianluca Zuccon. Io intanto l'MLM me ne vado giù da basso per sentire i protagonisti, sto arrivando.
Mi sono già, quelli di Arzignano li conosco molto bene, quindi so anche chiamarli. Siamo in live, no? Possiamo parlare, siamo qua sul Simolone dell'Arzignano. Partiamo un attimo dal più giovane, dai, perché tu qualche intervista l'hai già fatta in più. Tommaso, intanto l'importante è che Giovanni stia bene, comunque ha qualche problemino. Non era facile entrare comunque da freddo così e alla fine hai fatto una parata che vale quanto un gol, grande emozione e importante da vincere comunque. Sì, diciamo ho avuto 2 settimane abbastanza difficili con un problema muscolare, non era facile rientrare, ma dai, ho cercato di fare il mio e la squadra ha fatto molto di più. Bravo, puoi andare. Grazie. Tommaso Biasi, figlio di Luca, una paratona, ma il gol che vale i primi 3 punti, adesso avete un po' di tempo per riposare perché c'è la Mestre Fenice, è quello di Gianluca Zuccon. Ho detto in telecronaca, ti sei alzato dal divano, hai calciato, hai trovato l'angolino giusto, hai ricominciato come hai sempre fatto, insomma, segnando, è un gol pesante. No, da un po' di anni un po' buggato forse, tiro e va dentro, quindi va bene così. È partita un po' in salita la partita con Giovanni che si è fatto male, speriamo stia bene, però Biagi ha fatto una gran partita, grazie a Dio, poi comunque non vedevamo l'ora di scendere in campo qui in casa nostra e adesso vediamo. C'era forse all'inizio un po' di tensione perché ovviamente sbagliare in partite così veloci ti porta a dover perdere, forse quello è un po' mancato nello spirito dell'Arzignano e adesso c'è però da affrontare la Mestre Fenice, è una partita che sarà sicuramente complicata e difficile. Sì, siamo ad Arzignano, quindi sai bene anche tu che sbagliare qua meglio di no, però adesso abbiamo davanti una grande squadra, giovani che corrono, hanno tanta voglia di farsi vedere, alcuni sono anche aggregati in A2 Elite, quindi sicuramente anche un bel test per noi per arrivare pronti per venerdì prossimo. Insomma. Non so se giochi, questa è una battuta, ma vai a riposare. Gianluca, in bocca al lupo, ci vediamo più tardi. Questo era Gianluca Zuccon che ha messo dentro il sigillo che è valso la vittoria in questa squadra sfida per l'Arzignano. Tra poco Arzignano che tornerà in campo, sono le 15:43, si tornerà in campo, mentre intanto entra anche il bellissimo pallone con il bellissimo Osvaldo che si fa vedere. Osvaldo, puoi salutarci ma non ci ascolta. Mestre Fenice Arzignano, chi vince, che sia ai rigori o in tempi regolamentari, alzerà la Supercoppa Veneto di Serie C2. Allora tra una quindicina di minuti di nuovo live con il vostro test di immagini Futsal Veneto TV.
il Palatese si sta via via riempiendo, perché tra poco in campo ci saranno i padroni di casa dell'Arzignano e la Mestre Fenice nella terza e decisiva sfida per segnare la Supercoppa di C2. Un leggero ritardo, ma tra poco saremo live per raccontarvi questa terza gara che mette in palio appunto la Supercoppa. Entrambe le squadre hanno battuto il Montello, la Mestre Fenice ha vinto per 3-2, l'Arzignano per 1-0. Chi vince questa sfida al termine alzerà il primo trofeo della stagione 2025-2026. Sottoscrivete il vostro abbonamento. Qui intanto ecco i ragazzi terribili della Fenice, maglia arancio per questa ultima sfida di giornata. 30 minuti in caso di parità, calci di rigore, conta poco, che la squadra che vincerà i rigori avrà 2 punti, quella che ne perderà ne avrà 1, perché soltanto chi vince questa sfida potrà alzare il trofeo in un Palatese vestito a festa che dà il via alla nuova stagione sportiva. Alle 18 però il vostro super test sarà sempre qui dalla tribuna stampa di Michele Trolese, con Andrea Semme, la regia di Michele di Giambattista, per raccontarvi la finale della Supercoppa di Serie D tra Futsal Trissino e Atletico Pressana, che ieri hanno battuto rispettivamente il Romano e il Martellago. E poi stasera alle 20:30, giusto per non farci mancare nulla, per far sì che al posto della pizza ci sia dell'ottimo luppolo continuativo, la finalissima tra Jesolo e Marco Polo, che mette in palio la Supercoppa della C1 dello scorso anno, per 2 protagoniste che tra qualche settimana saranno invece impegnate e sicuramente porteranno alti i colori del Veneto nel campionato cadetto. Aspettiamo che ci diano l'ok per cominciare la partita. Ne abbiamo voglia, ne hanno voglia anche i numerosi spettatori del Palatese. Tribune gremite, incasso di 0 euro, ma l'importante è che faccia incasso il bar. Finalmente, io è dal 2004 che vengo al Palatese, Michele, ed è la prima volta che vedo il bar. Porca paletta, la prima volta che vedo il bar. Emozioni anche questa. Intanto grazie anche ad Andrea che mi fa il video personalizzato. Però mi sento sempre un boomer comunque, non sono abituato a queste emozioni. Sam, Ghelafemo, arrivano, ce la facciamo? Cercasi Arzignano. Simone va a chiamare quelli di Arzignano, dirigente biancorosso, che ci dà una grandissima mano per coadiuvare quello che è il bordocampo. Certo che se avessimo dato buca a una ragazza di 16 minuti... quando dovete fare qualcosa... Ma sto parlando io, se dai buca a una ragazza di 16 minuti, col cavolo che dopo la combini. Osvaldo, sta arrivando il delivery con la pizza, bisogna giocare. Eccoli che entrano, Arzignano e Mestre Fenice. Finalmente torniamo per questa ultima sfida con gli ultimi punti in palio. L'urlo griffo, l'urlo
Mestre Fenice dell'Arzignano con i direttori di gara Queen Quadrati, i signori Baccaglini di Rovigo e Zampaolo di Chioggia, con i due capitani Franzoi da una parte e Alberto Tumiati dall'altra. Tumiati che prende il posto di Iabra. Questo invece è l'Arzignano inquadrato con i primi piani da bordo campo, maglia biancorossa per la squadra padrona di casa, maglia arancia invece per la Mestre Fenice, Next Gen, i ragazzini terribili di Mister Landi. Il saluto tra i due capitani, poi ci saranno ovviamente i convenevoli di rito del pre-gara e poi 30 minuti da vivere tutti d'un fiato per questa sfida. Andiamo con i quintetti. Arzignano, tra i pali c'è Marzotto, Negro, Zuccon e i fratelli Tumiati in campo. A disposizione Castrati dal Maso, De Cristoforo, Riva, Mangit, Fochesato, Biasi. Intanto posso già dire che Gonella è andato in ospedale, speriamo non sia rotto il suo naso. La Mestre Fenice di Mister Landi risponde con il portierone Zanotto tra i pali, Bui, Franceschini, Schiavinato e Ruzzene in campo. Mister Landi in panca, a disposizione Baldresca, Puleo Palma, i fratelli Guariento, Capitan Franzoi e Bergamo. Alvise Bergamo che non mi sembra di aver visto in campo nella prima sfida, vado un po' a memoria, magari qualche problemino, speriamo nulla di grave per uno dei tanti baby fenomeni della società veneziana. 1, 2, 3, Grifo da pelle d'oca per chi è cresciuto e ha vissuto i momenti d'oro dal 2004 ad oggi dell'Arzignano, momenti importanti che la Mestre Fenice cercherà di rovinare. Questa ultima sfida di questo triangolare che mette in palio la Supercoppa di C2 e saranno proprio gli Orange di Mister Landi a dare via la sfida con Ruzzene, grande protagonista della prima partita contro il Montello, la doppietta importantissima e pesante a cui si è aggiunto il gol di Alessandro Guariento a decidere la prima sfida. Giro palla, Bui avanza Schiavinato che viene fermato, non c'è il fallo sul direttore di gara, Zuccon mette dentro un pallone per Leonardo Tumiati che va a cercare di scippare a Ruzzene nonostante avergli tirato la maglia. I direttori di gara la fanno continuare per la regola del vantaggio, forse perché non se ne sono accorti. Bui, ancora il numero 10 Bue che aveva scambiato con Franceschini, ottima l'imbucata, il tiro, la risposta di Marzotto sul tiro di Schiavinato, il pallonetto poi del 7 Orange che dà un colpo morbido, un bacio al pallone senza però trovare la porta perché c'è Negro che di testa ha messo in calcio d'angolo, battuto l'angolo, capisco quanto Tumiati, il pallone però resta lì in possesso del Fenice, bravo Tumiati a riprendersi lo scambio con Negro, Leonardo Tumiati, ora Alberto per Negro, riparte da dietro con il numero 5 biancorosso, subentrato assieme a Castrati dal Maso, il portiere Marzotto in questa seconda sfida, 4 i cambi, nessuno invece combinato da Mister Landi per la sua Mestre Fenice. Nella prima sfida ricordiamo anche l'utilizzo di Tommaso Biasi, paratona per lui contro sul tiro di Bertoni per un problema, ripeto, Giovanni Gonella si è recato in ospedale, speriamo nulla di grave per il suo naso, per una stagione alle porte che sta per ripartire, lo farà la prossima settimana con il campionato. Zuccon, autore del gol che ha deciso la sfida con il Montello, che ha portato in dote i 3 punti utili per pareggiare i conti con la Mestre Fenice. Alberto Tumiati, sponda per Leonardo che va a calciare
Si difende bene però la formazione veneziana che si rifugia in fallo laterale. Zuccon dietro per Leo Turmiati, Zuccon il tiro da distanza, questa volta non riesce, la conclusione gol al numero 10 biancorosso. Ancora laterale dal quarto posto del campo, palla ancora per Zuccon, l'invito per Alberto Turmiati che va a scontrarsi con Bui, non c'è il fallo, si può giocare, recupera bene Pallanegro dietro per Zuccon, alleggerisce per Marzotto. Poi magari lo chiederemo a Vittorio Negro se ha imparato a giocare con lo zio Bruno Bicego. Chissà se proprio il buon Bruno ha insegnato le tecniche da utilizzare nel campo stretto del futsal. Quindi proprio Negro cerca di andare a chiudere bene la difesa Arzignano che si propone in avanti con il passaggio per Negro che viene fermato da Franceschini in fallo laterale. Riparte però ancora l'Arzignano. Maggiore intensità per l'Arzignano in questo inizio di sfida, probabilmente tanto qua arriva anche il primo fallo, giustamente fischiato ai danni di Zuccon. Molto probabilmente è proprio il gioco e la freschezza giovane dei mestrini ad indurre al ritmo alto nella sfida. Sfida è la prima che ha aperto questo triangolare con il Montello, ricca di gol ed emozioni, 5 in totale, 3 quelli segnati ovviamente dalla, anzi 3 sì, quelli segnati dalla formazione mestrina, 3-2. Intanto il parcheggio è pieno, ho visto una macchina fare la rotatoria là, il parcheggio è sold out, ma c'è ancora spazio, la bordata con deviazione di Franceschini dalla riga del laterale praticamente, deviazione di Marzotto che gioca con la maglia numero 2, corner dietro Bui, questa volta è altissima la conclusione mestrina, allora può tornare a ridisegnare una nuova manovra offensiva la squadra di mister Luciano che controlla il cronometro, 5 minuti di gioco, sempre 0-0 in questa finale praticamente di triangolare per la della Supercoppa di C2. Qui giustamente l'ultimo a toccare è stato Leonardo Turmiati, dunque laterale per i veneziani. Zanotto, il tocco, non ha problemi a giocare in difficoltà, non può toccare il pallone, sì lo aveva toccato un giocatore dell'Arzignano. Con questo dice il direttore di gara, protesta dalla panchina biancorossa, non però dai giocatori biancorossi. Il tiro intanto la conclusione alta, c'è stato probabilmente, anzi senza probabilmente, c'è stato un tocco di un giocatore arzignanese. Non avrai mica freddo, no? Ah, è caldo. L'unico posto dove c'è la Bora oltre a Trieste è il Palatese con il super ventilatore di Giambattista. Attenzione a Negro che va sul fondo, mette in mezzo un pallone, c'è deviazione, l'ultimo a toccare è stato il numero 15 Ruzzene. Corner dunque per l'Arzignano con Leo Turmiati, inizia a contare il direttore di gara, conta 4 secondi, dunque occasione sprecata, si arrabbia mister Luciano e lo possiamo anche capire per un corner gettato alle ortiche e Zanotto che riparte con un rilancio lungo direttamente alle spalle di Marzotto che fa sfilare il pallone a fondo campo, un passaggio di Zanotto all'indirizzo del suo capitano Franzoi. L'ho uccisa, ho ucciso la zanzarina. Michele non guardarmi con paura, ma l'ho uccisa. Zuccon, Turmiati Leo ora, si fa vedere Alberto, va via sul così laterale, va via sul fondo, c'è il fallo, Franzoi commette il primo fallo della Mestre Fenice, dunque punizione Arzignano dal lato oscuro del Palatese, oscuro perché qui in cabina di regia abbiamo più monitor che gnocche.
Zuccon sul punto di battuta, lì vicino non c'è nessuno, c'è movimento. Zuccon per Leo Tumiati, ci mette il corpo Franceschini che dice di no, torna in possesso con Garziano nella propria metà campo, con Negro che ha servito Leo Tumiati. Il movimento palla del numero 5 biancorosso per fratello Alberto che non va a buon fine, si arrabbia il fratello maggiore. Da dietro Franzoi per Bui a far ripartire la nuova manovra della formazione in maglia arancia. Rusene fermato da Zuccon, laterale davanti la panca arzignanese per la Mestre Fenice. Un fallo per parte, Carlo. 1-1. Intanto fa il suo esordio quest'oggi Feiza Castrati, tornato a vestire la maglia dell'Arzignano dopo varie esperienze in giro per l'Italia. Il tiro intanto strozzato, Zuccon tiene lì il pallone, cerca di ripartire, Alberto Tumiati vuole far correre veloce la sfera in avanti, è troppo veloce anche per Zuccon, mentre dall'altra parte rientrano i fratelli Guariento, Alessandro e Filippo. Proprio Alessandro tocca il primo pallone assieme a Zanotto e l'ex compagno Geremia Bui saranno protagonisti del raduno pre-europeo Under 21 e l'augurio è che possano, assieme ad altri giocatori del Truppa Veneta, ricordo anche Modesto del Montegrappa, possano vestire i colori azzurri in terra moldava. Corner battuto, Tumiati capisce tu quanto fa ripartire l'azione dei suoi, il giro palla per Castrati che invita, comodo per Zuccon, partito da dietro il bomber biancorosso, autore del gol che ha deciso di sfida con il Montello. Zuccon avanza, lo scambio per Tumiati, spalle alla porta, Tumiati scarica dietro per Negro, movimento a destra verso Castrati, scodella avanti per Tumiati, poi Ruzzene alza il pallone e lo scarica lontano. 10 minuti di gioco, ancora 20 da giocare con il punteggio fisso sullo 0-0 di partenza. Tumiati va sul fondo, troppo fondo per cercare di imbescerire la porta di Zanotto, riparte da dietro da Negro l'Arzignano, Guariento fa opposizione, ancora possesso biancorosso. Zuccon ora pronto dal Maso a fare il suo esordio qui al Peratense quest'oggi. Negro si incolla sulla difesa, viene spinto con Negro, il tiro di Negro, palla alta, buona occasione per la formazione biancorossa. Quindi intanto ecco Dalmaso che si prende l'ultimo il reparto difensivo a far coppia con Negro. L'applauso di incoraggiamento anche del presidente Tibaldo dalla tribuna. Intanto c'è Puleo anche in campo, proprio Puleo invita il capitano Franzoi, il fallo da dietro, secondo fallo quasi all'altezza del tiro libero, ma ci sarà comunque per la squadra biancorossa anche la possibilità di un'opposizione di barriera. Intanto rientra De Cristoforo, nella parte opposta c'è invece per questa punizione il ritorno in campo del numero 10 Barnaba Bui. Esodemento San, cioè io che parlo non mangio caramelle, tu no, io mi rinfresco con la birra, grazie Michele. Punizione, Mestre finisce lo schema con Barnaba Bui che va a calciare direttamente però addosso alla barriera ben sistemata da Marzotto che ha messo lì il punto giusto Zuccon. Ancora Mestre Fenice, Alessandro Guariento, capitan Franzoi da dietro. Puleo rientrato in campo, Filippo Guariento per il fratello Alessandro, la seconda stagione di Mestre Fenice, entrambi
Filippo è il primo anno, arrivato quest'estate, entrambi cresciuti nel vivaio dell'Atletico Pressana, un Pressana che alle 18 affronterà il Futsal Tricino nella finale di Supercoppa di Serie D dopo le vittorie delle semifinali di ieri pomeriggio, sempre qui live dal Palatese. Zanotto, un piattone per Filippo Guariento che non trattiene in campo, e Marzotto fa ripartire dando palla comoda per Dalmaso che spiega a Castrati dove posizionarsi. Castrati ritorna dal numero 8 biancorosso, Zuccon, De Cristofaro, Zuccon, De Cristofaro ancora, le due squadre che si affronteranno anche nel prossimo torneo di C1. Pallone intanto che arriva in tribuna con l'ottimo passaggio di una tifosa qui sotto la nostra postazione. Zuccon per De Cristofaro, ancora Zuccon, De Cristofaro, si muove l'Arziano ma difende in modo impeccabile il Mestre Fenice, che non lascia spazi alla fase offensiva dei biancorossi, costretti a indietreggiare. Ora si riparte dietro con Zuccon, lo scambio con De Cristofaro, Zuccon si defila sulla sinistra, accentra ora il pallone dalla parte opposta verso Dalmaso che torna ancora da Zuccon, Zuccon lo scambio con un giocatore avversario, ora con De Cristofaro che torna ancora dietro, indietreggia, fa sfilare palla per Dalmaso all'altezza della linea di metà campo, l'imbucata non riuscita per Zuccon. Allora Filippo Guariento, lo scambio con il fratello Alessandro per far ripartire l'azione biancorossa, poi Marzotto fa sfilare fuori il pallone. 14 minuti giocati, 16 più il recupero, ai possibili rigori, se così restasse, permanesse il risultato. Ci saranno i tiri dal dischetto, 3 per parte o 5 per parte? 5 per parte. Zuccon, De Cristofaro, ancora per Zuccon, difficile penetrare tra le maglie strette della difesa del Mestre Fenice. Ci prova Castrati ma è costretto ancora a dare indietro, palla per Dalmaso. Avevo già letto la possibilità di Castrati che recupera, riceve ancora pallone da De Cristofaro, lotta Castrati, si prende il laterale, l'ultimo a toccare è stato il capitano mestrino Franzoi. Dunque rimessa per la squadra di casa di Mister Luciano, quelli qua i due protagonisti dell'azione precedente, con sullo sfondo Zanotto, De Cristofaro, il pallone è buono e proprio Zanotto dice di no, e poi nel rilanciare lontano il pallone Alessandro Guariento lo scarica alto sopra sul parte alta del Palatese. Zuccon, Dalmaso, gira palla a destra verso De Cristofaro che si accentra, l'imbucata cercata per Castrati che applaude il compagno, c'è però la deviazione di Puleo, dunque laterale in zona d'attacco comunque ancora per la formazione dell'Arzignano in un Palatese sold out. Castrati, si gira Castrati ma c'è Zanotto sul palo. Zanotto è una certezza quando c'è da difendere il palo, e non solo. Dalmaso, il pallone in mezzo con Zanotto che scarica via e poi un po' in affanno la difesa della Mestre Fenice spara lontano. Arzignano che torna in possesso, ora oltre la linea di metà campo, si torna dietro da Zuccon, ultimo giocatore di movimento della formazione di Mister Luciano. Castrati un po' litiga con il pallone, lo recupera la Mestre Fenice ora con Capitan Franzoi che cerca di distendersi, ma De Cristofaro è abile a portargli via il pallone. Zuccon il tiro! La tocca forse no, con le mani Zanotto, mi sembra di aver visto una deviazione, grande azione dell'Arzignano che ha messo i brividi, non è riuscito però a capitalizzare come abbiamo visto nel replay di poc'anzi con Zuccon che ora va a riposarsi, rientra dentro Leo Tumiati. Ancora possibilità per entrambi i mister di chiamare il time out quando abbiamo già superato il 15°, siamo già dentro nel minuto numero 17. Castrati, lo scambio per Leo Tumiati
che viene fermato senza fallo, lo volevano i tifosi arzignanesi. Qui bravo Alessandro Guariento con una danza folcloristica a saltare l'intervento di due giocatori avversari. Recupera ancora il pallone Alessandro, il pivot numero 11 della Mestre Fenice, che parte ora da dietro. Lo scambio per il fratello Filippo, imbucata cercata avanti per Puleo, che riceve indicazioni anche da Schiavinato, è entrato in campo da qualche istante, ma è l'Arzignano che può tornare a distendersi nuovamente nella metà campo avversaria con un'azione senza fretta dal Maso. Lo scambio con Tumiatti che cercava il movimento di un compagno, palla di fatto regalata alla squadra di mister Landi, che riparte da dietro. Servizio di Schiavinato dal laterale per Bui, che lascia il pallone alle teste di metà campo per Alessandro Guariento. Puleo, ancora Alessandro Guariento, Schiavinato fermato in laterale dalla scivolata tempestiva di Dalmaso. Bravo qui De Cristoforo a capire l'indicazione avversaria. De Cristoforo braccato da due giocatori, tiene botta De Cristoforo, viene fermato. C'è intanto il fallo di Dalmaso, terzo fallo combinato al numero 8 biancorosso, che viene richiamato dal direttore di gara. Match diretto dal signore Baccaglini di Rovigo e Zampaolo di Chioggia. 11 da giocare. Puleo, Bui insiste nello scambio, la formazione mestrina, per cercare di trovare lo spazio in fase d'attacco. Zanotto gioca bene qui la Mestre Fenice, che non ha paura della pressione arzianese. Puleo braccato da Tumiatti, il laterale è biancorosso, l'ultimo a toccare è stato il numero 3 mestrino sulla carambola. Qui davanti alla nostra postazione possiamo dar conferma della decisione del direttore di gara, che sta fischiando davanti alla tribuna del Palatese. Umberto Tumiatti per De Cristoforo, Negro, Leo Tumiatti, ancora Leo sul servizio di Alberto, Negro in imbucata per Alberto Tumiatti, che cerca di chiudere il triangolo, non è perfetto il passaggio per la corrente Negro, e allora può ripartire Zanotto quando mancano giusti esatti 10 minuti di gioco più l'eventuale recupero. Siamo sempre sullo 0-0. Ruzzene qui non trattiene in campo il pallone. Arzignano riparte, palla per Alberto Tumiatti, dietro verso Leonardo. Predica calma Negro, pronti a rientrare Riva e anche Zuccon per l'Arzignano. Qui l'errore di De Cristoforo, che va a prendersi il cambio con Zuccon, riceve comunque i complimenti dai tifosi amici. Bui va sul fondo, sulla corsia di destra, salta tutti quanti, pallone in mezzo per Ruzzene, che si divora un'occasione clamorosa. La rivediamo, ha segnato 2 gol nella prima partita, non era messo bene con il corpo, ma questa occasione era da sfruttare in casa Mestre Fenice. Un errore grave per il giovane Ruzzene, che avrà comunque voglia e spazio per rifarsi. Qui intanto il fallo e anche il giallo per Kevin Schiavinato, che ha atterrato in malo modo Vittorio Negro. Qualche attimo allora per inumidire le corde vocali. Ci danno il 5 Schiavinato e Negro, segno di grande fair play
la posta in palio vale una Supercoppa di C2 al termine della partita direttamente in live con le premiazioni. Avremo, attenzione però, seguiamo questa punizione, Tomiati per Tomiati, il tiro di Zuccon e Zanotto dice di no da 2 passi al giocatore arzignanese. Marzotto fa ripartire per Leo Tomiati, Negro, Zuccon, ancora Leo Tomiati, Zuccon cerca di buttare l'avversario di mezzo per Alberto Tomiati, il tiro, la deviazione in corner, mette pressione alla difesa mestrina e arzignano quando mancano 7 minuti abbondanti al gong nei 30 continuativi ufficiali. Poi il recupero, Zuccon dietro per Tomiati, Leonardo all'anagrafe, palla alta, contropiede allora di Zanotto per Russen che non riesce a saltare e ad arpionare il pallone, chiede scusa a Zanotto. Qui l'errore del portiere mestrino nel capire la giusta dinamica del passaggio. L'arzignano che riparte da dietro, Zuccon servito da Negro, Zuccon scodella per Negro, Karate Kid, Negro tiene il pallone in campo, viene trattenuto da un avversario, ha messo male il piede Negro che ha fatto subito il gesto, lo vedete inquadrato del cambio, probabilmente ha messo male il piede, si è girata la caviglia, lo vedete qui inquadrato. Problemi per Vittorio Negro che sarà sostituito da Dalmaso. Tegola per l'Arzignano di mister Luciano che in panca oggi ha al suo fianco Cristian Stefani. Non una bella situazione, lo avete visto inquadrato per Vittorio Negro che si dispera, mani al volto, e Mestre Fenice che può ripartire senza tanta fretta. Bui per Schiavinato, ancora Bui, Ruzzene si muove Schiavinato, Ruzzene però alleggerisce dietro per Bui, attenzione qui Edardo Tomiato prende il pallone per Zuccon, Gianluca Zuccon, il vantaggio al minuto 25 in questa gara decisiva con il sigillo di Gianluca Zuccon. Bravissimo Alberto Tomiati a recapitare un pallone al baccio per Zuccon che infila Zanotto, un rigore di movimento, nulla ha potuto qui il portierone del Mestre Fenice. E allora inerzia della partita che cambia quando mancano 5 minuti esatti, con l'Arzignano che ha trovato il vantaggio con Zuccon che mette a referto il secondo gol di giornata. Pesante questo perché al momento vorrebbe la vittoria di Coppa per l'Arzignano, con la Mestre Fenice che è pronta a mettere in campo il portiere di movimento. Qui Franzoi si era ritrovato con il pallone buono in area, eccolo qua che entra il portiere di movimento, fuori Zanotto in completamente nero, c'è Riccardo Franceschini, portiere di movimento, e Mestre Fenice che ripartirà dal fallo laterale già battuto dal capitano Franzoi che poco fa ha avuto una grande occasione per trovare l'immediato pari. Proprio Franceschini apre a destra per Bui sul fondo verso il gol del pari di Cristian Ruzzene che trova subito l'1-1. Si fa perdonare Capitan Franzoi e Ruzzene sul secondo palo, appena un minuto dopo rimette subito le cose in pari e firma il terzo gol di questo pomeriggio caldo al Palatense. 1-1, tutto da rifare per una partita che regalerà ancora gli ultimi minuti di forti emozioni. Bravo Ruzzene a farsi trovare pronto e libero sul secondo palo, la prima occasione con i portieri di movimento, la Mestre Fenice ha subito castigato Ruzzene, poker personale e raddoppio
30 secondi dopo qui pasticcia la difesa biancorossa e Christian Ruzene vuole prendersi l'alloro del miglior marcatore di questa competizione. Un 2-1 che ha capovolto l'incontro. Andiamo ad ascoltare Mister Luciano. Allora, qua lo fai tu, sei tu centrale. No, sei il sinistro, mister. Allora, prendiamo un mancino, ma il mancino si fa Leo fai tu. Sì. Qua, io ce l'ho qua. La prima chiamata qua stai tu. La maglietta portiere movimento. La maglietta. Falla questa qui. Maglia del portiere di movimento anche in casa Arzignano, la vestirà il numero 22 Ciro De Cristoforo per questo finale all'arrembaggio per l'Arzignano che avanti con il gol di Zuccon si è visto riprendere e superare dal bis nel giro forse di una lancetta di cronometro di un Christian Zuccon in domenica top quest'oggi. Christian Ruzene, no Zuccon, pardon, do i numeri anch'io, siamo solo all'inizio della stagione. Proprio Zuccon che riceve il pallone, lo scarico impreciso, rientra Marzotto, palla lunga con Tumiatti che di testa alleggerisce in fallo laterale. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco con la Mestre Fenice vicina ad alzare anche la Supercoppa dopo aver alzato a Tombolo lo scorso gennaio la Coppa di categoria C2. Arzignano che riparte, palla per Castrati, lo scambio con Leo Tumiatti. Ultimo minuto da giocare, da vivere in modalità live qui con la voce di Stefano Testoni e le immagini di Futsal Veneto TV e la Mestre Fenice che sta vincendo 2-1 sull'Arzignano. Zuccon, Leo Tumiatti, De Cristoforo, ancora Leo Tumiatti, Zuccon sul fondo Castrati, palla per Leo Tumiatti, Zuccon in mezzo, il pallone che resta lì e scivola, Kevin Schiavinato a chiudere la partita al 30° minuto, mette dentro il gol del 3-1, tutto solitario, galoppa per il Palatese e va a fissare lo score sul 3-1, eccolo qua che lo rivediamo, inutile il tentativo di ripresa di Alberto Tumiatti, è un Arzignano che ora avanti sotto di 2 gol, 1 minuto di recupero intanto, deve fare in fretta la formazione di mister Luciano. Zuccon, Leo Tumiatti, De Cristoforo, meno di 60 secondi ancora, poi saremo comunque live a bordo campo per ascoltare le voci dei protagonisti. Zuccon, l'imbucata per De Cristoforo, ci mette una pezza a Puleo, sono già pronti ad alzarsi i ragazzi della panchina mestrina per questo ennesimo, va detto, capolavoro, ma aggettivi ormai non ce ne sono più per questi ragazzi terribili che tra poco andranno ad alzare la Supercoppa. Spiccioli di secondi finali con il direttore di gara pronto a fischiare la fine che arriva in questo momento con la Mestre Fenice Next Gen che si prende anche la Supercoppa Veneta. Lo fa con il bis di Ruzene e con il gol di Schiavinato dopo essere stata sotto nel punteggio con Zuccon, e adesso qui il pubblico e la festa mestrina pronti per le premiazioni. Io vado giù in
in campo. Tra l'altro mi arriva il messaggino dell'amico Luca Mastro Giovanni, che saluto e comando un forte abbraccio, che mi dice che il simpaticissimo Christian Ruzzene in 2 giorni ha messo a segno ben 9 gol, 4 li ha segnati quest'oggi nelle finali di Supercoppa, 5 ne ha segnati ieri nella sfida di Coppa Divisione contro il Bissuola. Insomma, un ragazzo che il fiuto del gol non ce l'ha soltanto nel naso, ma ce l'ha anche nel piede. Grazie Luca, il fischio e l'applauso ovviamente per i ragazzi della Mestre Fenice. Il saluto delle squadre in campo, pronti per le premiazioni. Facciamo una cosa veloce perché ho ospiti che mi attendono dietro, non ci si può andare in live con le interviste. Il responsabile Michele Di Giambattista del Veneto andrà a bordo campo per premiare la Mestre Fenice, che si porta a casa l'ennesima coppa. Pronti per le premiazioni entrano anche i giocatori lasciati in tribuna da mister Landi. 3-2 al Montello, 3-1 all'Arzignano, lo score della Mestre Fenice di mister Landi, che oggi alza al cielo un altro trofeo dopo la Coppa Veneto dello scorso anno di Serie C2. Una vittoria bis con l'Arzignano dopo che i mestrini vinsero proprio la finale di Coppa per 1-0. Eccoli qua i ragazzi della Mestre Fenice, che tra poco con il capitano Franzoi andranno ad alzare al cielo il trofeo. Un trofeo che apre nel migliore dei modi dunque la stagione. Eccolo qua inquadrato il trofeo, la Supercoppa di C2 che ha aperto ufficialmente la stagione degli Allori. Ieri le semifinali di D con la finale che si giocherà a breve alle 18 tra Futsal Trissino e Pressana. Però adesso è giusto andare ad applaudire i ragazzi di mister Landi, che sotto di un gol grazie a Sigilio di Zuccon l'hanno riaperta praticamente subito con la doppietta velocissima di Ruzzene, a cui poi ha fatto eco il gol finale di Schiaminato. Si prendono il meritato saluto i ragazzi della Mestre Fenice, un po' sconsolati quelli dell'Arzignano che vedete là in fondo inquadrati, che andranno a ricevere, tanto qui sono stati premiati gli arbitri. Eccoli qua, li vediamo allontanarsi, i signori Nicolai Bozzolanna di Verona, Mattia Baccaglini sezione di Rovigo e Niccolò Zampaolo di Chioggia.
Chiamiamo intanto i ragazzi dell'Arzignano che procedono, sfilano dietro le spalle del capitano Alberto Tomiatti, capitano in questa seconda sfida. Nella prima c'era Momi Gabra, capitano, e l'applauso con il pasillo d'onore della maestra Fenice che va a complimentarsi con i ragazzi biancorossi. Un Arzignano che in casa sperava sicuramente di finire in modo diverso questa sfida dopo aver battuto per 1-0 il Montello, guadagnandosi i primi 3 punti di questa giornata. Ha dovuto soccombere per 3-1 alla Mestre Fenice. E la responsabile di Giambattista con i suoi collaboratori a premiare tutti i giocatori dell'Arzignano. Tra poco invece toccherà ai ragazzi della Mestre Fenice andare a prendersi la medaglia d'oro e poi ad alzare il trofeo che avete visto prima con immagini di Futsal Veneto TV. La velocità di queste premiazioni sembra quella dello Scalabrin. Salutiamo anche Paolo e Erika che forse qualcosa in più avranno capito quest'oggi dal calcio a 5. Vi ringrazio, vi abbraccio e vi mando anche a quel paese. L'applauso con la targa per l'Arzignano mentre il buon Andrea mi inquadra. Ciao Andrea, il video pronto per dopo. Arzignano secondo classificato in questo triangolare di Supercoppa, e adesso però tocca a chi andrà ad alzare ancora un trofeo in questo caldo pomeriggio del Palatese. Il trofeo se lo va ad alzare la Mestre Fenice con Capitan Franzoi e la schiera dei ragazzi terribili della Mestre Fenice Next Gen, allenati da Gabriele Landi. Si prendono la medaglia, tanta roba, con l'1 Baldresca, con il 2 Franceschini, con il 3 Puleo, con il 4 Pettenò, con il 5 Palma, con il 6 Filippo Guariento, con il 7 Schiavinato, con l'8 il capitano Federico Franzoi, con il 9 Bergamo, 10 Bui, 11 Alessandro Guariento, 12 Zanotto, 13 Bruniera, 15 Rusne, MVP di questa domenica pomeriggio con 4 gol, uno più importante dell'altro, MVP di questa sfida, allenati dal tecnico Gabriele Landi, allenatore giovane ma che ha già raccolto risultati importanti. L'ultimo è il capitano Franzoi, pronto ad andare ad alzare la coppa. Speriamo che ci sia la medaglia anche per lui. Sì, è quella qua la medaglia per il capitano, lo vedete inquadrato con Michele Di Giambattista che ci saluta. Ciao Michele, siete inquadrati voi due, siete bellissimi Michele. L'inquadratura è tutta vostra, eccola qua. Apertura grande per Capitan Franzoi che si prende la coppa e si va ad alzare con i suoi compagni con le note di We Are the Champion del Queen Supercoppa Veneta di C2 relativa alla stagione 2024-2025, il giusto viatico per iniziare al meglio il nuovo campionato con la Mestre Fenice che finisce come aveva chiuso la Coppa Veneto, vincendo. We are the champion, my friend. Plurale. I campioni sono loro, i vincitori sono loro, ancora una volta winners davanti al tabellone della Mestre Fenice. Tra un'oretta torniamo qui live
live, adesso mi riposo un po', forse anche un po' meno di un'oretta, per raccontarvi Futsal Trissino Atletico Pressana, la finale della Supercoppa di Serie D, ma ovviamente grandi applausi e complimenti ai ragazzi terribili di Mister Landi, della Mestre, felice Next Generation. Salutiamo anche il buon Mariano Bidoia che oggi non si è visto. Avanza una birra, Mariano, a dopo dal test.